Buongiorno a tutti, buon martedì 2 maggio. Oggi a Sveglia Trieste avremo ospiti in studio nella prima parte Rosanna Pucci del Partito Democratico e Vincenzo Rescigno del gruppo misto, poi Maurizio Fogar della lista Muggia. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Una Sveglia Trieste che segue il momento festivo, insomma, della festa del lavoro, quindi andremo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, ma intanto subito cominciamo con le previsioni del tempo, come facciamo di consueto, con il sito dell'Osmer ARPA regionale. La situazione generale: una depressione mediterranea risale verso nord-est e martedì interesserà la regione, mentre mercoledì si sposterà sui Balcani, lasciando posto per qualche giorno a un anticiclone in arrivo dall'Europa occidentale. Per la giornata di oggi, quindi il tempo, ve lo vedete, insomma il quadrometro è ancora con cielo coperto, con piogge sparse da deboli e moderate, localmente più abbondanti sulla costa. Quota neve oltre i 1800 metri circa, soffierà vento da nord-est moderato su pianura e costa, anche sostenuto in quota. Mentre per domani, mercoledì 3 maggio, cielo in genere poco nuvoloso, con vento moderato da nord-est più sostenuto sulla fascia orientale, in calo in giornata. Temperature massime sui 25 gradi in pianura, quindi comincia davvero a fare caldo. Allora, queste sono le previsioni del tempo. Andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo in edicola quest'oggi. Allora vediamo che in realtà è il giornale di lunedì 1 maggio, perché sapete, insomma, ieri i giornalisti non hanno lavorato. Allora, l'estate dei grandi concerti, questo il titolo che apre la prima pagina. Poi si parla della manifestazione in piazza per il lavoro, corteo triestino dedicato a Varsila, il leader della Wilm a Monfalcone. A Roma Meloni vede i sindacati. E poi pallacanestro Trieste a un passo dalla salvezza, lo abbiamo documentato anche noi nella domenica, appunto, che precedeva il 1 maggio. Vediamo lunghe file a Miramare, parcheggi esauriti, città invasa dai turisti, l'ordine degli infermieri, il CSM di via Gambini torna in servizio H24, anche di questo si era parlato molto. Poi in campo da Senegal e Mali per gol e parate nel segno dell'amicizia. Welfare detassato per chi ha figli e tagli al cuneo, nuovi tagli al cuneo fiscale e fringe benefit detassati per chi ha figli, sono le novità del decreto lavoro. E poi ancora Schlein, è ora di alzare le imposte sulle rendite. Poi ancora le culture, 100 anni fa, come ieri appunto usciva La coscienza di Zeno, il famoso romanzo di Italo Svevo. In mostra a Parigi l'arte di Sedmak e l'altro approfondimento culturale del quotidiano. Ancora la morte del pilota delle Frecce Tricolori, inchiesta per omicidio colposo. E poi ancora l'orso Francesco intercettato nei boschi della Carnia. Andiamo a vedere però nella pagina il sito proprio del Piccolo online, la manifestazione del 1 maggio. 1 maggio dedicato a Varsila, 3.000 in corteo a Trieste, ma le piazze si dividono. Il segretario nazionale della CISL, Andrea Cuccello: la crisi Varsila è un emblema. Renato Kneip della CGIL al fianco dei lavoratori dello stabilimento di Bagnoli, perché il futuro di Trieste non può reggersi solo sul turismo. Siamo in piazza a dire che ci siamo, forse cambierà poco, ma ci godiamo questo momento di incontro e di scambio che ci fa sentire meno soli. Peccato però questa divisione delle piazze. Sintetizza così Marcella, scrive appunto qui il Piccolo: Marcella fa l'insegnante precaria e riassume con 3 pennellate il senso del 1 maggio a Trieste. In una calda giornata di primavera sfilano in 3.000, ma il
Il corteo è spaccato a metà dalle camionette della polizia e a un certo punto si divide. CGIL e CISL e UIL terranno il comizio in Piazza Unità, gli antagonisti si dirigeranno in Piazza della Libertà e lo spezzone No Green Pass concluderà in Piazza della Borsa. Campo San Giacomo, come da tradizione, il punto di ritrovo per tutti. Il serpentone dei lavoratori viene aperto dalle bandiere storiche dei 3 sindacati confederali e dallo striscione dei dipendenti Varsila. Seguono le varie componenti CGIL, CISL e UIL, poi Rifondazione Comunista e adesso Trieste. Nessuna presenza organizzata del PD, ma si fanno vedere la deputata Deborah Serracchiani, la senatrice Tatiana Roiz, il consigliere regionale Francesco Russo. Insomma, il clima è quello di sempre. I vessilli dei confederali sventolano, eccetera, eccetera. Qui vediamo appunto tutta la cronaca della giornata appunto del 1° maggio. C'è anche un video del Piccolo che riguarda la protesta degli addetti dei civici musei. Ricorderete appunto l'avvertenza dei lavoratori dei musei che ancora hanno approfittato insomma del 1° maggio per manifestare, per dire la loro su quello che dovrebbe essere insomma un aumento del salario, ma anche un miglioramento delle condizioni lavorative. Lo chiedono ormai da tempo. Allora andiamo a vedere ancora un po' la cronaca sempre dei 3 cortei. Dopo le polemiche dei giorni precedenti non si registrano tensioni di sorta, colpisce quanto il corteo di CGIL, CISL e UIL marci silenzioso, senza slogan, fischietti e colpi di tamburo. Ben diverso il clima che si respira 500 metri più indietro appunto c'è sicuramente più rumore. Ecco, il cosiddetto spezzone sociale si porta in spalla le bandiere rossonere degli anarchici, pure quelle curde e palestinesi. Qui vediamo insomma alcuni momenti, anche alcune foto dei diversi cortei. Si parla anche dei discorsi ufficiali per la CGIL. Renato Knaip saluta in italiano e sloveno. Si parla della RSU di Varsila che schiera sul palco un rappresentante per ciascuno dei 3 sindacati, ma le sigle non hanno trovato un accordo su chi far parlare in rappresentanza dei dipendenti e dunque non interviene nessun lavoratore. Dell'avvertenza triestina parla anche il segretario nazionale CISL Andrea Cuccello, cui spetta la chiusura del comizio. Si parla ancora appunto di Varsila. La crisi Varsila è un emblema, un'azienda sana gestita da una multinazionale che decide di chiudere non pensando alla sofferenza che crea alle maestranze e al territorio. Questa in breve insomma la cronaca dei cortei del 1° maggio a Trieste. Noi ci siamo occupati anche di un'analisi dei dati INAIL da parte dell'ANMIL sugli infortuni, l'infortunistica sul lavoro, ma anche le malattie professionali che in particolare a Trieste sono cresciute addirittura del 44%. Ma allora rivediamo il nostro servizio. I dati sugli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia sono allarmanti, lo denuncia l'ANMIL in una nota diffusa in occasione del 1° maggio. In soli 2 mesi, tra gennaio e febbraio di quest'anno, rileva il rapporto su dati INAIL, sono stati 2.292 gli incidenti sul lavoro denunciati in regione, 514 a Trieste. Ma ciò che preoccupa, aggiunge l'ANMIL, è l'incremento delle malattie professionali del 28,7% in Italia e del 23,4% in Friuli Venezia Giulia. A Trieste l'aumento è più vistoso, pari al 44,4%, mentre la provincia di Pordenone è l'unica che presenta un calo. Invariata la situazione nel Goriziano. Secondo l'ANMIL, se molto si è fatto, molto è necessario attuare ancora per raggiungere l'obiettivo 0 incidenti. La richiesta alla Regione e ai rappresentanti parlamentari del Friuli Venezia Giulia è di poter prendere decisioni urgenti in merito, convocando un tavolo a cui si dovrà sedere anche l'ANMIL per l'esperienza diretta in anni di attività nelle aziende e nelle scuole.
Questa è appunto l'analisi dell'ANMIL per quanto riguarda la nostra regione. Allora andiamo sul sito di Trieste prima, anche qui vediamo che c'è il 1° maggio, in 3.000 manifestano al corteo spaccato in 3, il sindacato USB, il movimento Buriana, alcuni gruppi antagonisti hanno sfilato separatamente dai confederali CGIL, CISL e UIL, in coda al corteo una terza fazione costituita dai movimenti No Green Pass. Tutti e tre hanno concluso la marcia in differenti punti della città. La manifestazione è durata meno rispetto agli anni precedenti e si è conclusa senza disordini, scrive Stefano Mattia Pribetti appunto sul sito di Trieste prima. Allora ancora sempre su Trieste prima invece si dà conto anche dell'estate, la tradizionale inaugurazione del periodo estivo, insomma della stagione estiva a Grado. È stato inaugurato ieri il periodo insomma, più importante per l'economia di Grado, ma non soltanto. Inaugurata ieri la stagione balneare 2023 a Grado, con l'obiettivo di superare la stagione 2022 che ha registrato 1.305.499 presenze nell'Isola del Sole, di cui in gran parte insomma straniere. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presente all'evento: non dobbiamo accontentarci dei numeri, ha detto, già eccellenti raggiunti dal turismo del Friuli Venezia Giulia lo scorso anno, lo dico soprattutto da Grado, nostro fiore all'occhiello e una delle principali attrattive a livello nazionale, non rivolgendomi solo all'amministrazione comunale ma anche agli investitori privati con i quali in questa località possiamo lavorare in sinergia. Presente anche l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. Faremo sì che i numeri di Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato Fedriga, prima tra tutte le regioni italiane nel 2022 a recuperare e anche a superare i livelli pre-pandemia, possano crescere ancora molto a livelli che ancora neanche ipotizziamo, rivendicando il successo del turismo come uno degli asset importanti della precedente legislatura. Fedriga ha spiegato che la politica per l'attrattività proseguirà in continuità con la promozione del brand Io sono Friuli Venezia Giulia, con grado test di serie di questa promozione. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città in questa giornata di ripresa lavorativa e delle scuole. Allora, chi è al telefono con noi? Il vice ispettore Stefano Cassanella, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutte le persone all'ascolto. Allora, questa notata è trascorsa abbastanza tranquillamente, poche persone ovviamente visto il maltempo anche in giro, per cui è andato tutto tranquillo. Dalle telecamere adesso la situazione è ancora momentaneamente tranquilla, ovviamente sarà in evoluzione nelle prossime ore. Particolari cose da segnalare oggi non ne abbiamo, ovviamente attenzione al manto viscido visto il maltempo in atto siccome siamo al primo giorno dopo il rientro dal ponte, ovviamente oggi ci saranno la ripresa dei lavori come occupazione di suolo pubblico, quindi le ditte inizieranno a lavorare e molto probabilmente richiederanno a noi eventuali controlli e rimozioni per poter effettuare i lavori, quindi invito la cittadinanza a controllare i propri mezzi, magari anche se sono parcheggiati da più giorni, che non ci siano magari dei divieti temporanei, così evitiamo il più possibile le rimozioni e eventuali sanzioni. Per il resto io dico quindi al momento, sia per oggi che per domani, dovremmo essere tranquilli con manifestazioni e quant'altro, per cui restituirei a voi la linea. Benissimo, allora grazie di tutte le informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Altrettanto. Grazie. Noi procediamo, andiamo anche a vedere i quotidiani e i siti, soprattutto perché lo sappiamo, insomma, i quotidiani oggi con la data di oggi non sono in edicola, i siti qui siamo sul Corriere della Sera. Allora vediamo se riusciamo a sentire anche le parole della Premier Meloni sul taglio delle tasse, definito il più importante degli ultimi decenni, profondamente fiera, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora vediamo insieme se riusciamo a farvi appunto sentire e vedere il video. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente
a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa, il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono, e poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia, e in tema di assegno unico per i figli, e poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile, ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo, ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Buon 1° maggio a tutti. E adesso al lavoro. Buongiorno. Era il video appunto della Premier Giorgia Meloni sui provvedimenti appunto adottati proprio nella giornata di ieri appunto all'interno di questo Consiglio dei Ministri, che ha ricevuto naturalmente anche le critiche dei sindacati, di chi ha partecipato alle manifestazioni del 1° maggio. Infatti vediamo ad esempio qui sull'ANSA, sul sito dell'ANSA, le parole di Maurizio Landini. Allora, 1° maggio CGIL, CISL e UIL sfilano a Potenza, e c'erano appunto le parole del segretario della CGIL Landini, che diceva Meloni mette delle toppe. Fondata sul lavoro, manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL il 1° maggio, che quest'anno si è tenuta a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. Qui ci sono anche alcuni video, alcuni interventi e video della forte presenza anche sotto la pioggia a Potenza. La città di Potenza ha ospitato dunque la tradizionale manifestazione delle 3 confederazioni. Siamo qui per ricordare che la Costituzione all'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ha esordito il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri. Poi il governo sta mettendo delle toppe, ma serve una strategia, non si può andare avanti a colpi di propaganda. Oggi è il momento di rilanciare con forza la mobilitazione, le ragioni ci sono tutte, rimangono, bisogna cambiare le politiche economiche e sociali che sono sbagliate, così
il segretario generale della CGIL Maurizio Landini dalla piazza del 1° maggio. Questa appunto la cronaca riportata dall'ANSA, ma un po' su tutti i siti che sono online quest'oggi. Allora, torniamo invece agli argomenti di casa nostra, guardando un pochino anche il piccolo di ieri. Vediamo se riusciamo a trovare, ecco qui era in prima pagina: il CSM di Via Gambini torni a essere operativo sulle 24 ore, il tema dei centri di salute mentale. Brandolin, presidente dell'Ordine degli Infermieri e coordinatrice della struttura, dice: si rinforzano anche gli organici per far fronte al rischio di aggressioni e all'assistenza. Con l'attuale orario dalle 8 alle 20 troppa pressione sul servizio del maggiore. Ce ne eravamo occupati anche noi appunto nei giorni scorsi. Ancora in regione tempi più veloci per i trapianti di organi rispetto al dato nazionale. Così Martina, la guida dell'Aido, nell'assemblea territoriale a 50 anni dalla nascita dell'associazione, a 35 da quella della sezione del Friuli Venezia Giulia. E anche noi ci siamo occupati di questa assemblea importante che festeggiava i 35 anni appunto della sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Abbiamo realizzato un servizio intervistando anche il presidente provinciale dell'Aido, Frederick Benvenuti. Vediamo se riusciamo a rivedere insieme il nostro servizio. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione più virtuosa d'Italia per donazioni di organi e i tempi d'attesa sono più brevi che altrove. Il dato è emerso all'assemblea dell'Aido regionale, che cade quest'anno nel 35° anniversario, 50° a livello nazionale. L'incontro si è tenuto nel Palazzo della Regione alla presenza della presidente nazionale dell'Associazione per la Donazione di Organi Flavia Petrin, di quella regionale Maria Laura Martin e del presidente provinciale Frederick Benvenuti, presente anche l'assessore regionale Scoccimarro. L'obiettivo dell'associazione, che ha illustrato l'intensa attività del 2022, è di aumentare le iscrizioni e le adesioni attraverso campagne di informazione per diffondere la cultura del dono. Sì, il dono dà a tutti. Io do un dono, ma è un dono speciale che quando lo dai fa bene a te stesso. E io ho lo stesso pensiero che ho avuto quando abbiamo dovuto 5 anni fa donare gli organi di nostro figlio, che non abbiamo dovuto, ci è venuto veramente spontaneo e pensando ai genitori dall'altra parte. Quindi pensare di essere il papà di un bambino di 2 anni che noi abbiamo potuto aiutare i bambini dai 2 ai 24 anni, con il fegato, con i polmoni, con il cuore, con i reni. Quindi abbiamo salvato tanti bambini, ma non sono solo i bambini. La mia gioia è aver salvato i genitori, perché noi ne abbiamo perso uno, ne abbiamo altri 2, ma ci sono alcuni genitori che purtroppo ne hanno uno solo. E figuratevi per chi è genitore perdere quell'unico figlio che ha curato con tutto l'amore del mondo. Queste le parole toccanti del presidente provinciale dell'Aido. Allora, andiamo a vedere ancora le cronache della regione. Ha impressionato molto, ha colpito molto naturalmente la morte del pilota delle Frecce Tricolori, con il fatto che è precipitato un ultraleggero che stava pilotando lo stesso appunto Alessio Ghersi insieme ad un parente della moglie. Sono morti entrambi. Aereo precipitato in Friuli, sequestrata la scatola nera, nuovi sopralluoghi nel bosco in cui è caduto il velivolo su cui si trovava il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi. Omicidio colposo, disastro aereo, queste le ipotesi di reato a carico di ignoti ipotizzate nel fascicolo che la Procura di Udine ha aperto per cercare di far luce su eventuali responsabilità penali rispetto all'incidente aereo in cui hanno perso la vita il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi, 34 anni, e Sante Ciaccia, 35, un parente della moglie del pilota. A riferirlo il procuratore capo Massimo Lia.
che ha precisato anche che al momento non è stato iscritto alcun nome sul registro degli indagati. Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio degli investigatori che lavorano sotto la guida del sostituto procuratore Giorgio Milillo e dell'ANSV, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha inviato in Friuli un suo esperto, un ingegnere. Impossibile sapere per ora se si sia trattato di un imprevisto, di un errore, un malore oppure un guasto. Saranno le inchieste a far luce sull'accaduto. Torniamo ancora sempre nelle pagine interne del Piccolo del 1° maggio per tornare sulla questione di Muggia, che abbiamo trattato anche noi con un servizio. I malesseri nelle scuole di Muggia erano stati causati da un virus. L'azienda sanitaria dice nessuna intossicazione alimentare nelle mense, ma un contagio da norovirus. Quindi la comunicazione del comune dopo i risultati delle analisi. Quindi non si trattava di un'intossicazione alimentare, bensì di un virus. Ecco cosa aveva causato i malori tra i bambini delle scuole di Muggia. L'allarme si era diffuso negli istituti scolastici con comprensibile preoccupazione delle famiglie giovedì 20 aprile. In varie scuole dell'infanzia, Biancospino, Borgolauro, Giardino dei Mestieri, coinvolte anche le primarie De Amicis, Loreti di Aquilinia e Zamola di Zindis. Erano stati i genitori a segnalare i malesseri. Noi abbiamo realizzato appunto un servizio su questa comunicazione da parte del sindaco dopo averla ricevuta naturalmente dalla SUGI. Vediamo. L'agente che ha determinato i malori tra studenti e personale delle scuole di Muggia è il norovirus. Lo ha reso noto con un comunicato il sindaco Paolo Polidori, che lo ha appreso dalla SUGI. La nota del sindaco è stata inviata anche alle famiglie, annunciando che la mensa riaprirà regolarmente martedì 2. Polidori chiarisce anche che all'origine dei malesseri segnalati tra giovedì e venerdì della scorsa settimana da bambini e lavoratori delle scuole e poi anche dai genitori c'è un virus. L'azienda sanitaria, scrive Polidori, ha previsto le seguenti misure sanitarie. Dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione del contagio per via orofecale da parte del personale, utilizzando guanti monouso anche per tutte le attività a rischio di contaminazione. Servizi igienici, maniglie e interruttori della luce dovranno essere disinfettati con cloroderivati. Misure che, indica Polidori, sono già state poste in essere. Così come sono stati già sanificati gli ambienti della cucina e i materiali utilizzati e si è provveduto alla fornitura di nuovi alimenti e alla sostituzione, dove necessario, del personale di cucina che osserverà nei prossimi giorni specifici protocolli sanitari, quali uso di mascherine, guanti monouso, lavaggio periodico delle mani con prodotti igienizzanti. Questo è quello che è accaduto dunque a Muggia. Allora, ancora il tempo per dare un'occhiata al sito del Corriere della Sera. Si parla anche del concertone del 1° maggio, possiamo vederlo. Concertone torna Ligabue, Rovelli contro Crosetto sulle armi, Piero Pelù, Mattarella e Rock, Ambra, dateci la parità. Insomma, alcune delle frasi più significative sentite ieri nel corso del cosiddetto concertone. Vogliamo costruire qualcosa insieme, dice Ambra, e poi c'è tutta una raccolta di tutte le polemiche dal 90 a oggi relative proprio al concertone del 1° maggio. 1° maggio tra X Factor e Zecchino d'Oro, 5 a Mr. Rain, Comacose 7-5, insomma ci sono le pagelle del Corriere per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda appunto le esibizioni al concertone. Poi c'è naturalmente, l'abbiamo già sentito proprio nel video di Meloni, taglio del cuneo da 45 a 100 euro in più per redditi fino a 35.000 euro, le simulazioni, Schlein, provocazione, Landini ora in piazza, quindi le parole appunto contrarie, le voci contrarie a questi provvedimenti che naturalmente arrivano dalla segretaria del Partito Democratico e dal segretario
della CGIL. Il Consiglio dei Ministri decide altri 4 punti di sconto sui contributi a carico di chi guadagna fino a 35.000 euro lordi. Il decreto lavoro cosa cambia? Dai contratti a termine agli sgravi, tutte le novità. E poi Meloni ai ministri, questo CDM non è una sceneggiata, atti concreti, la scelta di non fare la conferenza stampa ma di diffondere appunto il video che abbiamo visto prima, anche questa decisione oggetto di critiche da parte dell'opposizione. Ancora un confronto, Renzi-Conte, un odio antico, il leader di Italia Viva, curo i miei affari, mi avrà scambiato per un collega del suo studio legale, insomma come il giorno e la notte coltivano un odio antico che affonda in radici ormai inestirpabili. Renzi dice Meloni durerà ma con l'aiuto dei 5 Stelle, Conte, Renzi pensa solo a curare i suoi affari. Qui la lite a distanza insomma dei 2 ex premier. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con i nostri primi ospiti, saranno Rosanna Pucci del Partito Democratico e Vincenzo Rescigno del Gruppo Misto, entrambi consiglieri comunali. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno ai consiglieri comunali. Rosanna Pucci del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti. E a Vincenzo Rescigno del Gruppo Misto, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, grazie a voi di essere qui. Vincenzo Rescigno, ha detto del Gruppo Misto, sì. Tempo fa era già del Gruppo Misto, poi era tornato nella piazza, adesso... Sì. È fuoriuscito nuovamente insieme ad altri 3 componenti del gruppo. È stata una vicenda un po'... Cosa sta succedendo? È una vicenda un po' tempestosa, nel senso che per fortuna sono passati in questi studi già Codarin, poi Casson, adesso io. Spero che questa settimana ci passi anche Panteca, così certo. Dirà anche lui la sua, chiudiamo il cerchio e metteremo una pietra sopra questa storia, poi basta. Ecco, in effetti poi la nomina dell'assessore Massimo Tognolli, assolutamente persona degna, ci ha lasciato letteralmente spiazzati. Quindi, perché? Perché è l'ultimo arrivato, è privo di militanza, non ha, secondo noi, i requisiti essenziali per poter ricoprire una carica di tale portata. Quindi non ha militanza, non ha competenza da subito, non ha voti, nel senso tra i 5 che siamo, l'ultimo in termini di voti è proprio lui. I voti sono importanti perché Carlo Grilli, se non avesse preso i voti, avuto voti, non sarebbe in regione. Se il nostro sindaco non avesse preso voti, non sarebbe sindaco. E così discorrendo. Quindi da noi nasce il desiderio, da noi 4, il desiderio di dare un segnale forte a chi ha condiviso questo tipo di scelta che noi ovviamente non abbiamo condiviso. Naturalmente il caso Tognolli si assomma ad altri atteggiamenti che non, diciamo, hanno creato un po' di tensione negli ultimi anni, come ad esempio il sottoscritto. È stato in un anno nel gruppo misto dopo un incidente accorso con l'assessore Giorgia Rossi, però poi eventualmente ne possiamo anche parlare. Sono rientrato nel gruppo misto, nella lista di piazza, invitato a rientrare sperando di trovare, speranzoso, una nuova stagione. Dopodiché non dimentichiamo il caso Giampiero Dell'Agata, che anche lui della lista di piazza, dopo qualche mese, anche lui è scappato dalla lista di piazza per andare in un altro partito. Quindi è evidente che la lista ha problemi di gestione e per il bene di tutti è meglio mettere un freno e guardare avanti. Poi la questione si incentra soprattutto sul rispetto. Vi è stata una mancanza di rispetto nei confronti miei, ma di tutti e 4, quindi è questo il perno su cui si svolge la vicenda. È stato condotto in un modo, oserei dire, pacchiano, e quindi ci siamo rimasti troppo male. Io volevo lanciare inoltre un messaggio, nel senso che la benzina della lista di piazza si chiama
Rescigno, Panteca, Cason e Codarin. Senza questi 4 la lista non si muove, è bloccata, perché siamo noi l'energia della lista di piazza. Poi è vero che ho sempre difeso come un leone il sindaco di piazza in qualsiasi sede, continuerò a farlo, però non dimentico quello che ha fatto per la città e quello che ha fatto soprattutto per me. Questo incidente però ha congelato alcuni aspetti che io ritenevo fondamentali. Quindi io, ad esempio, ne dico una per tutti: io sono stato inviato dal sindaco di piazza in una certa città, Roma, sull'altare della patria, dove vi ero stato 40 anni prima in qualità di allievo all'interno della formazione di un picchetto. Sono ritornato dopo 35 anni con la fascia tricolore a rappresentare la città di Trieste, e queste cose non me le dimentico, e per questo sono sempre rimasto sull'uscio della lista del gruppo misto, sperando di far calmierare un po' tutto e poi ritornare, come è successo per fortuna. Sono tornato speranzoso, ma le cose sono andate diversamente. Formerete una nuova lista, una nuova civica, o state pensando di entrare in un altro partito? Cosa farete? Per adesso, proprio ieri ho parlato con i miei colleghi, chi dice una cosa, chi dice un'altra. Io, per quanto riguarda me, ho detto poche parole: prima acquisire la padronanza delle certezze, dopodiché si decide qualcosa, perché se io dico una cosa, tu ne dici un'altra, vogliamo fare quest'altro, adesso stare fermi, acquisire la padronanza, dopodiché decidiamo un altro gruppo, un altro partito, entrare in massa in un altro partito, poi vedremo quello che... Facciamo intervenire anche Rosanna Pucci, perché insomma anche dal punto di vista dell'opposizione, no? C'è qualcosa da dire su questa vicenda, certo. Il caso Tognolli, tutto quello che ne è caso seguito. Tognolli, già per il curriculum del dottor Tognolli è spiegabile come sia bancario, visto che ha un diploma di violino e è laureato in lettere, quindi è spiegabile anche questo tipo di carriera, no? Di solito occorre... abbiamo problemi di audio? C'è qualche problema? Allora va bene, intanto si sente? Ripeti. Vediamo se riusciamo a sentire anche appunto quello che dice Riprendo? Rosanna Pucci. Penso che vada bene, sì. Allora, quindi è spiegabile già per il curriculum come sia diventato direttore bancario, perché ha un diploma di violino e una laurea in lettere. Di solito si fa un lavoro di insegnamento, come l'ho fatto io, ai sovrapponibili, e i miei titoli sono sovrapponibili ai suoi, io ho fatto un po' di più. E poi sicuramente ci sarà, è come inspiegabile diciamo, questo percorso di carriera, perché ci vuole solitamente una laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze bancarie. È spiegabile anche questa nomina, e penso che Di Piazza si sarà dovuto piegare a qualche, chiamiamolo così, ordine supremo. Questo che certo per noi è certo che la parola di Piazza per noi non vale nulla, nel senso che quanto vale la parola di Piazza? Ha perso la fiducia anche del suo gruppo. La nostra l'ha persa perché noi non crediamo in Di Piazza, e quindi non so come farà avendo 4 consiglieri comunali fuori, tra virgolette, dalla sua fiducia. Sicuramente avrà gravi problemi. Naturalmente vediamo un attimo anche loro come si comportano. O sono veri uomini o qua. Vedremo anche questo. Qualche aschimale, perché i miei principi e la mia formazione professionale mi danno un codice comportamentale e d'onore. Chiaramente sosterremo il nostro sindaco all'interno della maggioranza a fianco del centrodestra, come è stato sempre fatto. Chiaramente la lista di Piazza è stata condannata a morte, non ci sarà più, ci sarà un gruppo, confluiremo in un altro partito, non lo so, però saremo sempre a sostegno del sindaco di Piazza, perché abbiamo firmato le linee a sostegno della difesa delle linee programmatiche del sindaco, e questo sarà fino all'ultimo giorno di consigliatura, se ci arriveremo.
Vedremo. Allora, intanto sentiamo una telefonata, poi non so se voleva replicare qualcosa anche Rosanna Pucci. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Non facciamo attendere troppo i nostri telespettatori, sennò poi si arrabbiano. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Anche se il tempo fuori uggioso e piove, c'è chi ci porta il sole in casa, la dolcissima e bravissima e bellissima mamma dottoressa Laura. Mamma mia, Claudio, buongiorno, buongiorno a lei. Infatti, sono telespettatore affezionato e presente come un soldatino, Claudio Visentino. Saluto i suoi graditi ospiti e chiedo al consigliere Ressigno se si può notare, oltre al turismo, riavvede la possibilità di un ritorno delle industrie sul nostro territorio. Poi vorrei commentassero entrambi gli ospiti il pugno nello stomaco ricevuto in tribunale dai parenti dei 2 poliziotti uccisi nella questura di Trieste. Pur rispettando la legge, ritengo una grande ingiustizia nei confronti di chi stava facendo il suo lavoro per difendere le persone per bene. Infine, come ultimo, gradirei una vostra cortese considerazione su un grande manager che abbiamo la fortuna di avere a Trieste, Zeno D'Agostino, che con il suo braccio destro, segretario generale Vittorio Torbanelli, hanno fatto del porto di Trieste, poi copiato da altri porti, il primo porto d'Italia. Grazie per le risposte e buon lavoro. Ho scritto, perché non in lettera c'è un po' scritto, dottoressa. Sì. Ancora tanti auguri per il suo recente compleanno, consigliere Ressigno. Complimenti per i suoi 108 anni portati come bambino. Grazie Zio Claudio. Saluti Graziella, buongiorno. Grazie a Claudio, grazie davvero. Buona giornata, un abbraccio a Claudio. Allora, ci chiede se appunto oltre al turismo vede un futuro anche di industria, no? per la nostra città. Poi un commento sulla sentenza che ha mandato assolto perché appunto lo sappiamo è incapace insomma di intendere su questo ci torniamo un attimo, l'assassino di 2 poliziotti, e poi una considerazione sulla figura importantissima per la nostra città, ma non solo, direi il nostro porto, di Zeno D'Agostino. Allora, rispondo alla domanda. Prego. Certo, la nostra percentuale di industrializzazione sul territorio si è ridotta all'8%, questo perché vi è stato un inizio già nei primissimi anni 70, forse anche prima, con la chiusura dei cantieri navali San Marco, della manufatteria tabacchi, della Fissan e altro, un effetto a domino che ha colpito questa città. Ovviamente al momento sul nostro territorio esistono le industrie, tra virgolette, esiste il turismo, la cultura, dopodiché il reparto crocieristico, il porto e BAT è l'ultima arrivata, investirà 500 milioni sul nostro territorio, già ha cominciato ad assumere molte persone, quindi si rilancia sul territorio con 500 milioni di euro. Certo, come diceva il signor Claudio, il porto di Trieste è il primo in Italia, e ha superato Livorno e Genova, crea ricchezza, occupazione ed è una vera industria d'attività, quindi portuale, e le attività turistiche. Per quanto riguarda il porto vi è stato uno slancio in avanti già dal 2017 con l'attività di trasporto intermodale Adriatico, area Baltica, poi nel 2020 con l'area di Norimberga. Quindi per quanto riguarda queste 2 industrie, turismo, cultura, turismo e porto, sono le 2 attività che creano realmente occupazione, lavoro e benessere. Per quanto riguarda invece l'altra questione, per la sentenza del caso Meran, ovviamente è una sentenza che non condivido, il mio cordoglio pieno e totale alla famiglia. Il mio problema è che non riesco a distinguere molto spesso il quesito tra intendere e volere, quindi molto spesso questa formula non fa altro che deresponsabilizzare il criminale, e questo non va bene. Quindi credo che
che il caso Meran non può essere, la persona Meran non può essere recuperata, seminerà secondo me ancora morte, se fosse rinchiuso in una REMS ovviamente vi è più opportunità di fuga, perché anche questa, perché una mente come quella penserà di scappare, perché per i prossimi decenni sarà circoscritto in uno spazio ridimensionato, ma la REMS, a differenza del carcere, potrebbe far venire pensieri cattivi al signor Meran, potrebbe mettere in atto una fuga, perché dalle REMS è più facile scappare, e se questo scappa pur di acquisire la libertà commetterebbe delle stragi. Poi chi ne risponderà? Chi saranno le vittime eventuali di quest'uomo nel prossimo futuro, caso mai? Questa è la sua preoccupazione, insomma. Esatto, la legge Basaglia va rivista, naturalmente, perché i tempi sono cambiati. Poi per quanto riguarda il discorso di intendere e volere, noi vediamo i giudici che giudicano sul quesito della formula non è capace di intendere e di volere, però questa formula deve essere utilizzata anche quando in casa propria arriva un rapinatore che massacra di botte magari la famiglia e rapina, va presa in considerazione anche quando un orefice o un qualsiasi commerciante entra qualcuno con la pistola cercando di fare del male. Quindi anche in questo caso, se io padre di famiglia oppure il commerciante o il negoziante di un certo tipo che anche in quel caso non si è capace di intendere di volere, quindi che si accusa quell'orefice, ad esempio, quel tabaccaio, di aver sparato, di aver ucciso il rapinatore. In quel momento il rapinatore, la persona in casa, il padre di famiglia, non è capace di intendere di volere, perché vorrei vedere qualsiasi persona trovarsi qualcuno in casa come reagisce. Tu non connetti più, è il giudice, però sì, perché il rapinatore in casa tua si stava girando, vuol dire che stava andando via. Poi parliamo anche di Zeno D'Agostino. Sentiamo invece però l'opinione di Rosanna Pucci su questi due temi. Allora, per quanto riguarda l'industria a Trieste, l'abbiamo visto ieri durante la sfilata del corteo del 1° maggio, in prima fila c'erano i lavoratori della Varsila. E poi ci sono i lavoratori della Tirso, quindi ci sono moltissime persone che stanno perdendo il posto di lavoro, quindi a Trieste non si può dire che va bene l'industria va male, e ieri proprio nel corteo si è vista questa gravità. E del resto la questione Varsila la Regione la deve risolvere al più presto, e anche quella di Tirso. In più c'è anche tutta la questione del salario troppo basso, e l'abbiamo visto anche con i lavoratori dei musei che vengono pagati sotto i 5 euro all'ora, quindi anche tutta la manovra di ieri pubblicitaria, tra virgolette, della Meloni non va a incidere in modo strutturale l'economia italiana, è solo un pannicello caldo. Ecco, quindi a Trieste c'è un grave problema dell'industria che è sotto gli occhi di tutti, questo sì, sicuramente. Poi il porto va bene, questa figura, questo manager di Agostino fu chiamato da Cosolini, veronese, che ha portato, diciamo, ha ristrutturato tutto il porto e sicuramente sta ottenendo grandi risultati, e ben venga per la città. Però ecco, ci sono più facce di Trieste, la Trieste che soffre, l'industria che soffre, e una parte la Trieste che invece sta andando avanti, che riesce, che ottiene grandi risultati. Però dobbiamo trovare delle misure per risollevare la questione industriale che a Trieste sta soffrendo molto. Allora, vediamo se riusciamo a sentire anche la telefonata, poi
Faccio intervenire anche Vincenzo Rescigno, sì, appunto sulla figura di Zeno D'Agostino che richiedeva il nostro telespettatore. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, Buongiorno. sono Gino. Buongiorno Gino. Di solito chi scende in politica lo dice perché ha una grande passione e vuole fare un servizio alla collettività. Quando prende quando viene collocato in un'attività tipo consigliere o altro, praticamente raggiunge un suo obiettivo. Sta di fatto che io ho votato per appunto queste cariche per la regione e adesso a un mese e mezzo di distanza c'è il comune che è in un dissesto politico terribile. Quindi le mie votazioni ha provocato un cataclisma e questo non è normale in una democrazia. Cioè qua non si capisce se il politico lo fa per passione e quindi per servizio alla comunità, per cui perché uno si deve spostare da assessore comunale per partecipare a un posto in regione? Punto di domanda. Allora è una professione? È un qualcosa che vuole aumentare il suo stipendio? Qual è la ragione? Non si capisce. Si capisce però perché la gente non va più a votare, perché questa cosa qua dà proprio un'immagine di mercimonio. Per il discorso del porto non c'entra nessuno. Trieste è la sua posizione che ha portato in queste condizioni politiche globali europee ad essere nuovamente il porto dell'Europa centrale. Quindi se fosse stato De Agostino o d'altri non cambiava la situazione. Trieste risorgeva perché sono risorte tutte le comunicazioni col centro Europa e tutti gli investimenti che stanno arrivando solo sulla parte portuale, mentre sulle altre parti non arriverà nessuno, perché la tassazione che abbiamo a Trieste è superiore a quella della Slovenia, per cui se deve venire qualcuno ci va piuttosto in Slovenia che venire a Trieste. Grazie. Capito Gino, ma i cambiamenti insomma non è che avvengono da soli, no? Vanno anche in qualche modo indirizzati. Vabbè, certo. Comunque Rescigno cosa dice? Sul primo punto il signore diceva certamente se sei assessore gli passa la voglia di andare a votare, perché se sei assessore non vai a fare il consigliere regionale. Questa è stata un'ambizione, senza fare i nomi. Chiaramente se io fossi stato il sindaco e avessi degli assessori, vuol dire che tu fai l'assessore 5 anni e non ti muovi da qua e non mi lasci nel pantano. Se invece vuoi concorrere per le regionali fra 2 o 3 anni, fai il consigliere, fra 2 o 3 anni concorri per le regionali. Ma se sei assessore dall'inizio, porti avanti questa delega fino alla fine, senza lasciarmi per strada. Per quanto riguarda la questione di Zeno D'Agostino, il porto ovviamente è, lo ripeto, siamo tra i primi in Italia, abbiamo un porto che è stato ampliato ancora di più, avevamo una rete ferroviaria all'interno del porto di circa 70 km, dopo che abbiamo fatto la delibera, non so se ti ricordi Rosanna, della parte nord, della parte sud del Campo Marzio, quindi vi è stato un doppio richiamo, si è ampliata ancora di più la rete ferroviaria del porto di Trieste. Chiaramente Zeno D'Agostino è un manager a livello internazionale, mi fa sorridere quando durante le elezioni o poco prima delle elezioni regionali qualcuno lo dava per candidato alle regionali, quindi sarebbe stato uno smacco per se stesso, avrebbe perso la propria luminosità, il proprio carisma se si fosse candidato per la sinistra alle scorse regionali. Quindi resta un manager di profilo internazionale e speriamo che vada avanti così a portare sempre Trieste più avanti per quanto riguarda questo tipo di industria, l'industria portuale, e noi penseremo dall'altro canto a livello comunale per il cultura, turismo e quant'altro, insomma. Allora, un punto interessante che ha toccato l'ascoltatore è il punto del cumulo delle cariche. No? Nel centro-destra abbiamo ad esempio l'assessore Matteone di Fratelli d'Italia, che è consigliera, assessore all'istruzione e anche deputato, quindi ha 3 cariche. Lì non si riesce a capire se
perché non vuole lasciare il posto di consigliera. Ci sorge anche tra i consiglieri ci sono aspetta un attimo, fammi parlare di destra, tu hai parlato tantissimo, adesso tocca a me. E quindi l'assessore Matteoni come mai non lascia la carica di consigliere? Forse perché entrerebbe un altro consigliere che non fa tanto piacere alla sua linea, perché sappiamo benissimo che anche nel centrodestra ci sono le linee di partito, quindi qualche volta ha in sé la carica di consigliere comunale, la carica di assessore all'istruzione, la carica di deputato, quindi sono 3 cariche tutte cumulate nella persona di Matteoni. Tant'è vero che qualche volta manca nelle sedute. Poi anche abbiamo Gersinic della Lega, consigliere e anche consigliere regionale, e il dolce ce lo teniamo in fondo. Abbiamo l'assessore Savino di Forza Italia, che è anche sottosegretaria. Tant'è vero che ha dovuto lasciare delle deleghe perché spesso era assente alle riunioni di commissione, anche in seduta di consiglio, per cui c'è un grave problema nel centrodestra che deve garantire la maggioranza e le sedute di consiglio, quindi c'è un grave problema proprio perché hanno tante cariche in un'unica persona e quindi qualche volta sono assenti. Ecco, quindi c'è questo problema. Ma ti sei dimenticato ce n'è uno, vabbè, Russo. Ma Russo è lui. Di Cosolini prima. No, Cosolini ha lasciato, però ha lasciato. Ma lasciato. Ma nulla, per carità, però diciamo tutto fino in fondo. Ma sì, ma nell'opposizione lui è presente, solamente che è voi della maggioranza che dovete garantire i numeri, e qualche volta vi abbiamo fatto anche il favore di stare nelle commissioni, perché altrimenti sarebbero cadute. Ecco, questa diciamola tutta la verità. Prego. Allora, queste sono dinamiche di partito, innanzitutto. Comunque, avere l'onorevole Sandra Savino in Parlamento ed avere l'onorevole Nicole Matteoni in Parlamento, ma anche in Consiglio Comunale, cos'è questo? È un vantaggio, perché hanno il contatto diretto con chi fa le leggi, col governo. Perché Trieste continua ad essere in vetta alle città italiane? Perché in questo momento ancora di più si rafforza, perché abbiamo dei riferimenti importanti per questa città, vuoi per l'assegnazione dei fondi, vuoi per l'assegnazione di regole e leggi che fanno comodo a questa città, specialmente sull'extradoganalità, eccetera, eccetera. Mi ricordo che l'ultimo, alla fine dell'anno, la governatrice Meloni ha depositato in Europa un altro documento importante per agevolare la città di Trieste. Ma questo perché? Perché viene spinto dall'onorevole Nicole Matteoni e Sandra Savino preme dall'altra parte. Quindi quando fanno il bene di Trieste, però contraddice quello che sosteneva il cittadino. Il cittadino ha una sua opinione, però la praticità delle cose contraddice quello che ha detto, che ha fatto evidenziare il cittadino, che agli occhi dei cittadini questo cumulo. Agli occhi dei cittadini glielo stiamo spiegando. Ma Matteoni ha 3 cariche, perché non ne lascia una? Non c'è. Quando in seduta mancano. Quando mancano in seduta si sostituiscono tra di loro. Ovviamente, se tu fossi onorevole e anche consigliere, non credi che molleresti le poltrone, perché la tua presenza a Roma e nel Consiglio Comunale sarebbe utilissima per questa città, perché hai contatti diretti con il governo. Ma la giornata di 24 ore, tant'è vero che mancano, non sapevano, tante volte Savino dopo dà la parola ai tecnici perché lei non sa, non sa le cose. Questa Savino è la verità, tant'è vero che ha dovuto dare le deleghe a Babuder, perché non ce la fa, sottosegretario del governo che fa bene a questa città, perché è all'interno del governo stesso, non lavora per se stessa, ma lavora per questa città. A rigor di logica i 2 onorevoli hanno questo senso. Dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, fra poco torniamo in studio ancora con i nostri 2 ospiti, a fra pochissimo.
Allora, bentornati a Sveglia Trieste, qui il dibattito continua anche fuori onda, insomma, sì, tra i due consiglieri, non si spegne questo dibattito molto acceso, ma sentiamo subito la telefonata, poi torniamo sugli argomenti appunto che creano dibattito all'interno anche di questo studio. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarema, buongiorno a lei, a Resigno e alla signora Pucci. Buongiorno Nivea. Allora, io volevo dire una cosa, no? Prego. Intanto la signora Pucci ha detto che la parola del sindaco non vale nulla e non è la prima volta che si permette di offendere le persone, perché se uno dice a me che la mia parola non vale nulla, allora essendo una persona onesta, ha espresso un'opinione personale, potrei anche arrabbiarmi, no? Però la Matteoni è sempre presente, tranne una o due volte che stava male, mi sembra, sempre presente in consiglio e nella giunta. Allora, invece volevo dire qualcosa sull'intervista che voi avete fatto all'assessore Rossi, no? Allora, l'assessore Rossi si è permesso di dire certe cose che a me proprio non vanno giù, come la parola raccomandati. Ha detto che chi è stato eletto nella lista di piazza era raccomandato per le elezioni comunali. E poi ha detto anche un'altra, vadano dove vogliono. Queste non sono parole che si spendono verso 4 consiglieri, ce ne sono andati. Se ce ne fosse uno, e quella volta avevo detto a Resigno che aveva fatto bene, lo sappiamo tutti perché lo aveva fatto, no? Se ce ne fosse uno, ok. Se sono 4, evidentemente c'è qualcosa che non va in questa uscita dalla lista di piazza. Tognoli per me non ha l'esperienza neanche di un consigliere comunale, visto che è da pochissimo tempo stato eletto e non è il primo ad essere assessore senza essere stato votato. Grazie. Grazie Nivea, anche Nivea insomma è di questo avviso. Allora, prima io perché prima ha attaccato a me, nel senso che, lei, sì. Che io ho espresso un'opinione personale, io sono del Partito Democratico, non ho fiducia in Di Piazza, la sua parola per me non vale nulla, nel senso che l'abbiamo visto, tutte le promesse, i teatri nel Porto Vecchio non si vedono. Dopo l'abbattimento della Tripkovic, la piscina ce l'avete? Mi sembra di no. Ecco, quindi mi sembra che ancora la devono pure buttare giù anziché metterla, ripararla. La galleria è ancora deve essere aperta. Il tram non parte e quindi vale questa parola di Piazza? Veda un po' lei. Adesso poi si contraddice. E glielo spiego subito perché poi ha avallato la posizione dei 4 che sono usciti, che quindi hanno perso la fiducia nella parola di Piazza. Ecco, quindi è logico questo, la perdita di fiducia nella parola di Piazza, perché chissà cosa avrà promesso a loro e invece nei fatti ha promosso Tognolli. Quindi questa vicenda è proprio sulla base della parola di Piazza, che per noi, per me, parlo in modo personale, non vale. E vediamo se vale per loro, per i 4 fuoriusciti. Boh, no, fuoriusciti non mi piace. No. Dove sei andato? Scusa, sei fuoriusciti è una dove? No. Un piede dentro, un piede fuori? Dei 4 che hanno un codice di onorabilità. Ecco, vabbè, però non sei più nella lista di piazza. Certo che non sono più nella lista di piazza. Punto. Per quanto riguarda la signora Nivea, come si chiama? Nivea, sì. Lei allora ha accennato all'assessore Rossi che ha detto qualcosa fuori luogo in base ai raccomandati. Infatti ho registrato anch'io questo passaggio in data 20 aprile, quindi qualche giorno fa. L'assessore Rossi ha fatto un passaggio su tutte le 4, proprio sulla vostra rete, dove diceva che in effetti nella lista di piazza giungono anche dei raccomandati dall'inizio. Allora io mi chiedo, se Tognolli fosse stato raccomandato, è fra questi raccomandati, e quella raccomandazione, se è stata raccomandata, è valsa anche per nominarlo assessore? Domanda. Poi la signora diceva ancora,
Rossi diceva vadano dove voglio. Certo che andiamo dove voglio. Se non andavamo, se non adesso, per adesso ci siamo un attimo fermati in steady state, in uno stato stazionario, e poi vedremo cosa fare. Ma una cosa è certa, l'Elisa di Piazza diciamo che è defunta, quindi è impossibile tornarci. L'ultima cosa, per quanto riguarda ancora il povero Tognolli, persona degna, in effetti è stata fatta una scelta, come diceva la signora, azzardata, perché normalmente le reclute fanno le reclute e poi vanno a comandare eventualmente. Punto. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Oscar, mi sente? Oscar, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Vorrei porre una questione al consigliere Ressigno. Sì. Facile. Che veramente apprezzo il suo comportamento, quello che ha fatto e anche quello che dice, nonostante qualcuno gli dia contro, non capisco neanche perché, forse perché magari è di poche vedute o ristrette. Vorrei chiederle, assessore Ressigno, sto guardando sul sito della Regione per quanto concerne le elezioni del 2021, le elezioni comunali naturalmente. Il signor Giorgio Rossi risulta addirittura in sesta posizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima, con 122 voti. Primo Carlo Grilli, poi c'è il dottor Francesco Panteca, c'è lei, Codarin, Cason e Tognoli. Allora, Rossi, non si sa come, è diventato assessore. Ho posto questa domanda, diciamo, su altri siti, non mi è mai stata data una risposta esaustiva e certa. Come può diventare assessore in una giunta comunale, una persona la quale non ha raggiunto neanche la metà appena un terzo dei voti che ha raggiunto il primo, e tutti gli altri? Capito. La ringrazio e vi auguro buona giornata. Buona giornata a lei. La decisione sugli assessori spetta al sindaco. Spetta al sindaco, però è anche vero che è frutto anche di equilibri tra forze politiche, eccetera. Nella consigliatura 2016-2021 eravamo 6 politici, di questi 6, 5 sono entrati a pieno titolo in questa consigliatura, 1 è rimasto fuori, guarda caso l'assessore Rossi, perché non lo so, però è anche vero che il sindaco decide di dare la delega comunque, perché sono amici di lunga data, quindi una cosa è dare la delega per fiducia, un'altra cosa è dare la delega per amicizia, quindi, ma se si congiungono tutte e due le cose, ben venga. Sì, e questa è la sintesi per quanto riguarda la questione Giorgio Rossi. È vero che non ha avuto tanto gradimento, però questo è relativo, perché ripeto, se c'è il connubio, amicizia, fiducia, va bene, però è chiaro che in quel momento, da quel momento in poi, la temperatura all'interno, parlo dell'ottobre 2021, la temperatura all'interno della lista di Piazza è cominciata ad alzarsi. A salire, insomma, lo sappiamo bene per le note vicende. Voleva intervenire anche su questo? Diciamo che l'Italia, diciamo, si può definire Italia con la gli, perché in certi momenti rispecchia, certe dinamiche rispecchiano proprio questa Italia, e sono nomine inspiegabili, sono spiegabili solo sono spiegabili a chi conosce le vere motivazioni che sono al di fuori. E dipende da alcune forze che sono invisibili agli occhi del popolo, organizzazioni, e quindi Di Piazza molto probabilmente si sarà piegato, inginocchiato, possiamo dire, agli ordini di qualcuno che noi non vediamo, non sappiamo chi sia. Scusa, Allora, posso replicare? Sì, prego. Allora, Di Piazza si è piegato, non voglio crederlo, perché Di Piazza è un galantuomo, e che se avesse fatto una cosa del genere non mi pare che rientri nel suo stile, è stata la sua volontà. Se avesse, come dici tu, si fosse piegato agli ordini di qualcuno, non è più un galantuomo a questo punto, per me. Prego. Beh, allora, se si fosse, ma non credo. Sicuramente noi siamo dalla stessa parte, Rescigno, no? Se tu hai perso fiducia nella parola di Piazza, noi, perlomeno io... No,
sulla decisione del sindaco di piazza c'è stato il conflitto, allora, non se è stato se si è inginocchiato agli ordini di qualcuno. E di che cosa? Allora, qualcuno è stata una sua decisione che non abbiamo condiviso. Che poi si sia inginocchiato o non si sia inginocchiato, non lo so, non credo, perché di piazza è un galantuomo. Vabbè, allora non si sarà inginocchiato e avrà fatto la nomina giusta, quindi vi ha lasciato fuori, non vi ha consultato, e quindi questo è il galantuomo, è stato un galantuomo perché non va consultato, ecco, va bene mo? Ecco, ti va bene così? Ecco, è un galantuomo perché non vi ha consultato, ha fatto come vuole. Allora, ma non si è piegato a nessuno, però. Ma chi lo sa allora? Vabbè. No, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, un'altra telefonata, sono tante le telefonate questa mattina. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, io ho telefonato perché ho sentito il signor Resigno, il consigliere Resigno, poco fa, che si è espresso sulla sentenza di Maran. Sì. Allora, innanzitutto vorrei subito dire una cosa, che non vorrei assolutamente, anzi pretendo di non essere preso per uno che difende questo criminale, questo soggetto, diciamo, pericoloso. Però anche sentire un ex militare che si esprime da consumato psichiatra, anche questo mi mette in confusione, perché non so quale nozione abbia l'ex militare Resigno per giudicare. Qui c'è stata una sentenza, ci sono state 2 sentenze, sbagliate finché volete. A me ha insegnato qualcuno che la legge va rispettata e le sentenze vanno rispettate, poi vanno cambiate, la legge va cambiata, come dice Resigno, però questa è una brutta come dire, una brutta aria agire su questa sentenza, perché qualche volta alla televisione, sui giudizi delle persone, sa quasi di vendetta, perché ha una punta di vendetta. Adesso io non voglio neanche nominare quei 2 ragazzi morti in quel modo assurdo, letteralmente assurdo, però la domanda che faccio al signor Resigno è: chi salvaguarda la salute e il benessere dei detenuti quando in cella mia mi si mette, mettiamo il caso, un tipo come Maran? Allora dentro non credo lui abbia una cella isolata, singola, sia seguito ora per ora in carcere. Allora la struttura sanitaria, il carcere ha una struttura sanitaria da tenere a posto questo soggetto, diciamo. Ecco, tutto qua, perché lo psichiatra deve fare lo psichiatra, il consigliere il militare. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata, prego, sì. Chiaramente non sono uno psichiatra, le nozioni che ho prima espresso e che mi hanno convinto sono le descrizioni, le letture, i referti dei psichiatri sui quotidiani, sulle riviste. Ci sono esposizioni, scritti di psichiatri, psicologi e altri, e io ho acquisito queste nozioni e le ho fatte mie, ma non parte nulla da me, le analisi l'ho fatta attraverso le analisi degli specialisti. Allora, questo è il chiarimento, insomma, che voleva sottolineare il consigliere Resigno. Fra l'altro oggi sul giornale, il giornale è di ieri naturalmente, c'è anche la richiesta da parte dell'Ordine degli Infermieri e della coordinatrice proprio della struttura di Via Gambini di tornare a rendere operativo il CSM di Via Gambini sulle 24 ore. Si interviene su un tema molto insomma, dibattuto in questo periodo sul servizio, no, per le persone che hanno effettivamente dei problemi di questo tipo. No? Sì, è stato depotenziato, questo dipende dalla regione. E invece i casi sono in aumento. Poi sappiamo che Trieste è proprio una città particolare dove c'è questa necessità di avere questi centri specializzati di supporto alla salute mentale, che va potenziato. Naturalmente per noi del centro-sinistra è una mancanza da parte della regione, quindi va potenziati, perché ci sono
sono tanti casi, poi proprio negli ultimi 2 anni con la pandemia i casi sono aumentati, quindi questo supporto è necessario proprio per il bene di tutta la città. Sentiamo la prossima telefonata, diamo spazio ai telespettatori. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buona giornata, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Un caro saluto alla conduttrice e naturalmente anche agli ospiti. Un saluto a lei. Volevo approfittare, se possibile, in 120 secondi, il tempo concesso, di esprimere un parere sul caso Maran diverso dai precedenti, basandosi un po' su fondamenti di diritto. E il procuratore di Trieste è stato molto chiaro dopo la sentenza di primo grado quando ha detto che è stata rispettata la legge. E sicuramente è vero, come è vero che è stata rispettata la legge in appello, quindi Maran è innocente sia in primo che in secondo grado. Cosa bisogna dire? La legge deriva dal codice penale e dal codice di procedura penale. Sono codici che sono stati fatti a metà degli anni 30, concepiti veramente a metà degli anni 30, e poi elaborati e pubblicati nel 1942, quando sono usciti come leggi fondamentali dello Stato, insieme al codice civile e di procedura civile. Ora, queste leggi sono state in parte modificate dalle leggi della Repubblica, però nella sostanza tutto il diritto penale e di procedura penale si basa su questa ossatura. Ora, noi sappiamo, e ce lo hanno insegnato a scuola e ce lo ribadiscono anche i media e gli attori e i comici, che la Costituzione italiana è la migliore del mondo. Io voglio ricordare che tutte le leggi, compreso le leggi relative al codice penale e al codice di procedura penale, derivano quindi dalla Costituzione italiana. Perciò, se la Costituzione italiana ha deciso che Maran è innocente, vuol dire che Maran è innocente, altrimenti se il popolo si ribella a questo punto di vista bisogna modificare la Costituzione. Buona giornata e buon lavoro. Allora, grazie Enrico, buona giornata. Prego Rescigno. Sì, è vero come dice il signore che i codici sono vecchi, negli anni 30, apparteneva agli anni 30, ma la società, come ho detto prima, è cambiata. Le leggi vanno rispettate, anzi non le leggi, ma anche le sentenze vanno rispettate. Ma ci sono delle sentenze, anche se giuste, prendono nell'animo, urtano le persone normali, per quanto sia giusto. È inconcepibile per una persona normale recepire quel tipo di sentenza. Quindi la questione dei 2 ragazzi, dei 2 poliziotti morti, ammazzati come cani, per quanto la legge è dalla parte giusta, non è facile digerire. Quindi la componente umana va anche valutata, ma la legge è legge. Però non rientra nella mentalità, non rientra nella forza umana di sopportare questo tipo di sentenza. Poi il magistrato, lo psichiatra fa lo psichiatra, il magistrato sta a posto con la coscienza, ovviamente, perché in conformità a regole, articoli, eccetera, eccetera, espone e emette la sentenza, ma a livello umano è una componente molto molto importante. Pucci, voleva intervenire anche lei su questo tema? Diciamo che delicato, io sono vicina ai familiari delle 2 vittime, dei 2 poliziotti, perché è stato veramente degli omicidi veramente inaspettati nel luogo di giustizia. Quindi ci ha sconvolto tutti e veramente siamo ancora addolorati per questa perdita di questi 2 giovani ragazzi sul posto di lavoro. Il caso, se si è fatta giustizia, tante volte ce lo domandiamo anche noi, e bisogna allinearsi a ciò che ha detto, cioè ha deciso il giudice. Certamente sperando che queste REMS, queste case, che è una condanna, mi sembra 30 anni, lo stesso in queste case REMS, che non devono accertare che non scappi, che sia dentro a una zona protetta, e se il giudice ha detto che è incapace di intendere e di volere, è stato vagliato da psichiatri, quindi
ci saranno delle certificazioni, delle valutazioni idonee. Certamente che deve essere sorvegliato e stare in queste case REMS. Certamente che noi siamo addolorati per questa vicenda e per questa grande perdita di queste due giovani vite. Sicuramente. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Allora no, credo sia caduta la linea, volevo andare anche su una segnalazione che ha fatto recentemente Rosanna Pucci sulla facciata del Gopčević, del palazzo Gopčević. Vediamo anche delle immagini, eccole qui, che si starebbe sgretolando, no? Sì, ecco, mi sono arrivate delle segnalazioni relative alla facciata di Palazzo Gopčević, che è stata già transennata perché come vedete dalle immagini sono caduti diciamo pezzi della facciata ammalorata e quindi io ho chiesto mediante una mozione il rifacimento di questa facciata che sia la manutenzione ma anche il restauro, perché è una facciata bellissima e quindi va rifatta in un certo modo. Spero che il Comune si attivi subito per questo rifacimento, perché questo palazzo Gopčević non solo che è al centro della nostra città, in via Rossini, diciamo la piazza di Sant'Antonio, ma anche sede di un museo molto frequentato che è il Museo Schmidl, museo musicale dove c'è l'archivio del Teatro Verdi, e quindi è molto frequentato sia dai lavoratori stessi del museo ma anche da scolaresche, quindi non vorrei che ci scappasse un ferito. Quindi ho pregato con questa mozione al Comune, agli assessori competenti, di intervenire subito al più presto. Rescigno era sì. Allora, per quanto riguarda questo problema, quello che diceva Rosanna, sì, usare la terminologia si sta sgretolando il palazzo Gopčević. Uno che sente chissà cosa immagina, quindi come i comuni di Trieste, siccome ha circa 5.000 immobili sparsi sul territorio con un patrimonio di svariati miliardi, quindi anziché può capitare che si possa staccare qualche intonaco senz'altro, come capita in tutte le città, come capita spesso anche a Trieste. Però anziché presentare la mozione, non facevi prima ad andare dall'assessore oppure segnalarlo a un dirigente? Guardate, cioè adesso perché devi pubblicizzare questa tua ma perché faccio l'opposizione? Sì, okay. Allora un conto è fare politica e fare opposizione, un altro conto è cercare di essere costruttivo e fare il bene dei cittadini. Facevi molto prima. Ma io qualche volta ho scritto all'assessore per l'amianto e non mi hanno neanche risposto, per cui è inutile qualche volta scrivere. Prima di passare alla mozione, si parla come faccio io. Ho scritto, personalmente, ma io sai quante volte faccio le segnalazioni agli uffici, qualche volta mi rispondono, qualche volta no. Di persona, quando ma io ho scritto carta canta, cioè quando io è una mail istituzionale quella che scrivo, mica è una mail personale. Ma ti costa tanto andare di persona, perché quando... Ma io lavoro, Rescigno, anche, cioè io faccio la professoressa. Se hai tempo di andare alle commissioni, perdi 5 minuti per andare agli uffici. Dopo sveglia Trieste, vado a scuola ad insegnare, tu sei pensionato, ma io lavoro, io devo spezzarmi la giornata. Ma vai comunque nelle commissioni, quindi non puoi dire che lavoro. Ma le commissioni, ma io quando faccio commissione e dopo devo andare a scuola, devo correre io. Stanno col fucile. Sì, dopo mezz'ora devo stare dentro la scuola. Vabbè, mica. Comunque, quando ti dico, anche questo lo facevo quando ero contemporaneamente militare e anche consigliere. Forse a militare ci avete più dirigenti, tempo, ancora adesso, quando qualcuno mi vede si mette le mani nei capelli, perché questo qualcosa vuole, qualcosa insomma ci deve, certo, ci deve io portare. Scritto. E io vado là, busso alla porta cerco di risolvere il problema. Ma io ho già ho chiesto la regolamentazione di vari parcheggi, però io ancora li devo vedere.
ho chiesto la manutenzione e l'ho presentata anche qui a Sveglia Trieste di tutto il colonnato di Piazza Carlo Alberto e mi avevano detto che l'avrebbero fatto a gennaio, a marzo. Non si vede, l'altra sera ci sono passato, ho fatto la foto e ancora è tutto come prima. Per cui Piazza Carlo Alberto non è stato toccato niente, quindi è questo, io faccio sapere anche alla popolazione tramite un atto a cui loro devono rispondere. Ma scusate, io faccio l'opposizione attiva e vi marcherò ancora più stretto adesso. È una promessa. Perché già mi sono laureata l'anno scorso, quindi per un mese sono stata un po' più buona l'anno scorso. Adesso vado a galopperò come l'inflazione. Allora, per quanto riguarda che le misure di Meloni sono insufficienti e non strutturali, parleremo anche di quello. Non dimenticare i 2 anni di pandemia che hanno fermato tutto, però, tieni presente che questi che ci sono altre priorità, siamo fermi e stiamo cercando di recuperare. Andava avanti. I 2 anni, l'edilizia andava avanti, poteva andare avanti. Gli operai non potevano lavorare. Sì, come no? Era proprio una parte che poteva lavorare. Ma ridotti ai minimi termini, non dimenticare mai i 2 anni di pandemia a giustificazione di tutti, comuni di sinistra e comuni di destra. Punto. Allora, dobbiamo fermarci ancora per una pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia dei consiglieri Rosanna Pucci e Vincenzo Rescigno che stanno discutendo, insomma, in modo sempre molto civile ma anche animato, qui, anche divertente. Anche divertente. Sì. Infatti alla fine, insomma, il dibattito è comunque bello e costruttivo. Allora, sentiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Ecco. Luisa. Luisa, buongiorno Luisa. Vi guardo sempre, vi guardo. Grazie Luisa. Veramente questi poveri ragazzi che sono morti così, poverini, che Dio gli dia il cielo in paradiso. Sì. Dico sempre in mente, povere creature. Un po' tutti noi, ha ragione Luisa. Mi penso, perché il signor Rescigno è lui che ha fatto militare. Sì. Quando parlo che era giovane, no, ragazzino, gli avrà insegnato certe cose, no? Quando è uno militare. Infatti mio figlio ha fatto carabiniere a Monfalcone come ausiliario e lo rifaceva manovre, tutte quelle cose, preparazioni eccetera. Dopo logico, lui era l'ultimo che ha fatto l'ausiliario, dopo i ragazzi non hanno fatto più. Basta, finito, lui è dell'81. È stato l'ultimo. Ecco, però mi penso, come una persona di una certa età, che noi questi militari non erano ben preparati. Come ti trovi in 2 che ti frega un pazzo? Non riesco a capire. Loro dovevano avere gli occhi attenti, perché sapeva trovare la porta al matto, e sapeva trovare la finestra, e sapeva sparare. Vuol dire che non era matto. Lo ha assolto del 1° e 2° grado. Ma come si può fare questi sbagli? Anche i magistrati, tutta quella gente là, ma non è possibile. Ci sono state delle perizie però, signora, delle perizie, delle sentenze che vanno comunque rispettate. Scusi, ha rispettato un bel niente. Lui che ha fatto questi stragi, ti lo ciappi, ti li metti in galera e ti butti via le chiavi. Questo volevo dire. Questi 2 creature innocenti morte in quel modo non è possibile. Questi magistrati. Allora adesso le vogliono rispondere, signora Luisa. Grazie, capiamo insomma il sentimento che è anche abbastanza comune, no? Il sentimento di ricordare queste 2 persone morte in quel modo terribile. Voleva replicare. Sentimento umano che non tiene conto delle sentenze, anche se sono giuste, perché dall'istinto è una cosa che non riesci ad accettare, come ho detto prima, umanamente. La signora ha accennato al fatto che non erano molto preparati. Quando una persona, come questo criminale, ti prende a tradimento, magari assumendo una certa personalità, un certo sguardo, da innocuo, ma lui già sta pensando
di fare del male. Quindi ovviamente ti dà la capacità di intendere e di volere. Questo, secondo me, è un furbo pericoloso, perché nel momento in cui il poliziotto nulla... Però ripetiamo, appunto, sono state fatte delle perizie da dei professionisti, no? del settore, quindi sono stati presi, sono magari le opinioni personali, cioè, no, sono stati presi a tradimento con la furbizia di quest'uomo, e poi alla fine vediamo che non è capace di intendere, di volere, ma ingannato, però ha avuto l'abilità di ingannare e di uccidere 2 ragazzi. Quindi insomma sposa quella che è la convinzione anche della signora Luisa di tutti, con questo. Dal punto di vista umano è di tutti, dal punto di vista giuridico è un altro discorso. È un altro discorso, appunto ci sono state le perizie, ci sono state anche le sentenze che, ripetiamo ancora una volta, si rispettano, no? Pucci. Abbiamo detto tutto su questo tema, magari se c'è un altro, andiamo avanti. Allora, una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti e 2 ospiti e la signora. Sì? Io vorrei chiedere a questo professore che ha fatto la perizia per il signor Maran. Sì. Ecco, Maran, mi raccomando. Dove stava quando Maran ammazzava i poliziotti? Dove stava lui? Vabbè, insomma, torna... Dove stava? Va bene. Non c'era, come fa a dire che... L'incarico gli è stato dato dopo, naturalmente. Come fa a dire che non era in grado di non torniamo su questo tema, perché è vero, la sentenza di appello è recente, però insomma abbiamo davvero sviscerato l'argomento in molti modi, e poi non vorrei che ci prendesse la mano un po' anche l'emozione, no? Meglio cambiare argomento, è il caso, se posso suggerire. Perché capiamo, lo dicevamo prima, nei confronti della signora Luisa, anche di questo telespettatore che ha appena telefonato, insomma, naturalmente il sentimento è comune, lo diciamo chiaramente, l'abbiamo già detto anche prima, di ricordo, insomma, anche commosso, no? In qualche modo, di questi 2 ragazzi uccisi in questura. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Elisabetta, buongiorno. Elisabetta, buongiorno a lei. Buongiorno, dalla dottoressa. Allora io volevo dire, volevo dare una piccola idea, un piccolo contributo, perché sono stata volontaria vasariana, quando ero più giovane, ho anche lavorato solo PP. Il discorso purtroppo è questo, guardi, il psichiatra che ha dato il suo contributo è un bravissimo psichiatra, perché lo conosco, però è vasariano. Il discorso sulla legge Basaglia, purtroppo, io l'ho passata, mi sono portata anche i matti a casa, ero giovane, mio marito era terrorizzato, mi ricordo, no? Il discorso è questo, andrebbe in ogni caso modificata, è stata fatta molto in velocità, perché bisognava far passare la legge, mi ricordo, avevano paura che non la facessero passare 40 anni fa, è stata fatta in velocità, con una impreparazione. E ha delle lacune, secondo lei? Ma ha di molte lacune, guardi, che se non viene almeno al limite modificata, il caso Maran si ripeterà, non come Maran, ma con altri, sono stati anche altre. Quindi è d'accordo con chi cerca, insomma, in qualche modo di intaccare la riforma? No, specialmente con la malattia della schizofrenia. Guardi, la schizofrenia è una malattia molto grave. Andrebbe, adesso non si può, se uno non vuole prendere le medicine, secondo la legge, non le prende. Ma nella schizofrenia bisogna prenderle. Ci vorrebbe una correzione, insomma. Va assolutamente corretta, per carità. La ringrazio e arrivederla. Grazie Elisabetta per il suo contributo, insomma, da un altro punto di vista. Anche, la legge Basaglia, lo dicevamo prima, insomma, anche secondo lei andrebbe riformata in qualche modo. Cambiato o quantomeno aggiornato. I tempi cambiano, le persone per strada in questo momento che stiamo parlando, oggi chissà quante persone avranno dei problemi con persone che sono instabili di mente, quindi però la legge lo consente, alla fine non succede mai niente, le vittime restano vittime,
E qualcosa deve cambiare per il bene di tutto, perché non sai chi può capitare, può essere uno che vive nell'Olimpo come può essere uno di noi, può capitare a tutti. Andrebbe riformata secondo lei, Pucci, la legge Basaglia? Ma aggiornata, si può anche aggiornare per il contesto sociale nostro che abbiamo attualmente. E naturalmente poi io penso che invece siamo sulla via giusta e non possiamo ritornare indietro a rinchiudere i nostri malati di mente, e quindi è una via da percorrere con aggiornamenti sicuramente. Pucci, ieri ha partecipato anche lei al corteo del 1° maggio, quali sono stati i temi forti, insomma, che hanno così in qualche modo occupato il dibattito della piazza? Allora, noi abbiamo partecipato, noi come il Partito Democratico, a tutto il corteo che è partito da San Giacomo e poi determinato in Piazza dell'Unità insieme ai sindacati UIL, CGIL, CISL. E naturalmente il tema principale è il tema del lavoro, e quindi proprio aperto il corteo i lavoratori della Varsila, che avevamo accennato proprio all'inizio della trasmissione, perché il più grave problema adesso industriale di Trieste è come finirà la questione di Varsila. La Regione riuscirà a portare una soluzione a questi lavoratori, perderanno il loro posto di lavoro, quindi è un grave problema che sta attanagliando la città, così come quelli di Tirso, così come anche tutti i lavoratori precari e anche quelli sottopagati che lavorano presso i musei civici di Trieste. E quindi in primo piano è il problema lavoro, perché senza lavoro non si può pensare a mettere su una famiglia, quindi andare avanti, non c'è una casa, ecco, quindi manca la prospettiva di vita. Sì. Ecco, quindi è importantissimo. E poi il nostro governo ha fatto coincidere con il decreto lavoro, nella stessa giornata del 1° maggio il governo si è riunito per varare il decreto legge sul lavoro e ha esteso i contratti a termine, quindi sicuramente ha fatto pubblicità l'aumento da luglio a dicembre delle buste paga da 50 a 100 euro, però non è un aumento strutturale diciamo che si estende per un periodo permanente, ma è solamente, io la vedo come una pubblicità tiriamo avanti un po', poi è una tantum che poi sicuramente la rimetterà in vista delle prossime elezioni europee. Il centrodestra lavora molto sull'informazione, quindi gioca molto su questa prima donna, la Meloni, che si fa riprendere, che cammina, ecco, usa molto l'informazione di spettacolo, da spettacolo, ma in sostanza non è una misura strutturale, non ha toccato minimamente le pensioni, ha esteso il precariato, non ha tassato i grandi, gli extra profitti nelle rendite finanziarie, tant'è vero che i sindacati sono contrari a questa misura varata dal governo Meloni. È un pannicello caldo a una situazione grave in cui si trova l'Italia, lo vediamo, e come il popolo può vedere che siamo in una situazione veramente grave
quando va a fare la spesa al supermercato, perché siamo in una situazione di inflazione galoppante e il costo della vita è molto aumentato e le persone non arrivano a fine mese con i loro stipendi. Ecco, quindi è una misura insufficiente. Non è sufficiente, insomma, secondo... Sì, replico solo per quello che ha detto per quanto riguarda la Meloni. Parlando, giudicando o criticando la Meloni è come se tu criticassi milioni e milioni di italiani che l'hanno scelta. Quindi quando il Partito Democratico, la sinistra, conquista legittimamente e con onore la vittoria per quanto riguarda le elezioni, allora si può esprimere. Ricordo che nel 2018 il primo partito, il vincitore delle elezioni fu il centrodestra, Movimento 5 Stelle e sinistra. La sinistra comunque è passata al governo con i giochi di palazzo eccetera eccetera. Quando invece la sinistra sarà orgogliosamente eletta, puoi parlare. La sinistra ha governato 10 anni, gli ultimi 10 anni e più, senza essere stata eletta ed ha governato. Ma c'è stato Salvini ma al governo. Un anno c'è stato, lascia stare. Poi chi c'è stato dopo Salvini? Ci doveva essere un altro di destra, di centrodestra. Chi c'è stata la sinistra? Perché? Ma hanno fatto altre cose. Vabbè, comunque, chiuso questo, volevo solo ribadirti il fatto della occupazione sul lavoro qua. Fratelli d'Italia però sta scendendo. Guarda, chiedo scusa. Sì, prego. Trieste ai vertici d'Italia per tasso di occupazione. Il piccolo del 2021, un dato Istat, quindi dal 2021, fine 2021 ad oggi il tasso occupazionale in effetti sì, abbiamo le spine nel fianco per quanto riguarda la Varsila, la Flex che voleva delocalizzare in Romania, certamente c'è la Sertubi, c'è la Burgo. Poi la cartiera Burgo è stata rilevata dagli inglesi. Ma c'è il tipo di occupazione che a termine questo foglio è precariato, è chiaro, in senso lato, la gente ogni mese non muore di fame, riesce a pagare le bollette. Questo voglio dire, certo che ti vorremmo un posto a tempo indeterminato, intanto la gente non muore di fame e paga le bollette. Chiaro, no? Ma noi dobbiamo creare invece le condizioni per un lavoro a tempo indeterminato. È lì che i giovani lì possono fare un progetto di vita, possono sposarsi, possono fare figli, altrimenti è inutile che il centrodestra fate figli, ma cosa fate figli? Solo i ricchi possono farci. Se non avete fatto nulla in 10 anni, ma anche voi avete governato, figuriamo. E tanto sta scendendo nei sondaggi. Sappiamo che con l'informazione qualche volta in un certo modo che il centrodestra lo sa fare un certo tipo di informazione dare, adesso il concreto vedranno che non riusciranno a pagare diciamo neanche il cibo, anche perché che cosa sono aumentati? I discount, e lì non i supermercati, discount, le persone vanno a fare la spesa nei discount e quindi è cibo di un certo tipo e aumentano anche le malattie. Vogliamo difendere il governo, difendiamo il governo. Ma no, il discount, sappiamo che cosa significa fare la spesa al discount. Questa è la verità. 35 miliardi a dicembre per difendere i cittadini, per pagare le bollette, per comprarsi da mangiare. Gli ultimi miliardi stanziati nei mesi di marzo da questo governo per sempre a soccorso dei cittadini, ma quello che ha fatto la Meloni è poco, è in deficit, la copertura è in deficit. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Gianna. Rosanna? Gianna. Ah, Gianna, mi scusi. Gianna. Buongiorno, io volevo parlare un po' della città, perché secondo me la nostra città, che è bellissima e che è stata così pubblicizzata sui quotidiani e sulle riviste internazionali, ora è molto frequentata da tantissima gente, da turisti. È vero. Io la trovo ultimamente sempre più sporca, perché forse non ci si aspettava tutto questo arrivo di persone che non trovano, secondo me, dove buttare le proprie bottigliette. Capito, quindi cose, l'aumento sono sempre pieni, sì. E poi ce ne sono molto pochi, perché sono stati tolti dalle strade molti cassonetti, sono stati ridistribuiti in maniera più ampia, e i cestini, quelli che si trovano piccoli, diciamo più piccoli per strada, non sono sufficienti. Io me ne accorgo perché ho il cane e quando devo buttare via le sue cose
devo non fare trova mai... un sacco di strada per trovare un cestino. Capito. E quando i cestini sono sempre pieni. Le aiuole purtroppo sono piene di immondizia, quindi è inutile metterci i fiori se poi al primo colpo di vento spazza via tutto quello che c'è sul cestino, finisce nell'aiuola e si fa peggio piuttosto che far meglio. Io anche sulla riviera di Barcola ce ne sono pochi di questi cestini piccoli, è molto frequentata, adesso inizia la stagione, c'è tanta gente, ci sono ragazzi che vanno a mangiare lì giustamente a godersi il sole, il tramonto, ma poi devono buttare via le cose in cestini piccolissimi e la mattina sono strapieni o la sera sono strapieni con la felicità di gabbiani e corvi che insomma vanno a tirare fuori tutto e aiutano una città un po' più sporca anche per la grande presenza turistica che porta tanto di buono, ma magari anche qualche piccolo problema. Va bene Gianna, grazie della telefonata. Allora, volevano entrambi i consiglieri rispondere. Hai perfettamente ragione, perché hai iniziato tante volte tu, adesso inizio io. No, cavaliere, perché ti ho fatto io da cavaliere prima, perché hai iniziato tante volte, no Rescigno? Allora, sicuramente manca dei servizi, e quindi l'ha visto la signora subito, e perché è un abbattimento per il centrodestra, per il governo, il governo di questa città, è un abbattimento dei costi del personale, abbattimento dei costi delle materie, quindi cestini, il cambio, sacchi, e quindi su questo lo sa fare, questo abbattimento dei costi, e invece deve offrire più servizi. La città è molto sporca, i marciapiedi sono con le buche, e le strade anche sono con le buche, tant'è vero che io ho promosso una mozione che è intitolata 100, veramente sono 109, 100 marciapiedi, strade da rifare, che deve passare ancora in commissione, in cui ho fatto tutta una perlustrazione anche in periferia, da Rogliano a Chiarbola, a Chiadino, e insomma da San Vito, Barrera, insomma tantissime strade ho percorso, noi dobbiamo pensare che sono 6 anni e mezzo che Di Piazza governa questa città, e quindi è solo colpa loro, non hanno più giustificazioni, devono mettere a posto questi marciapiedi, queste strade, e non hanno più giustificazioni. Voi dovete pensare che un bambino in 6 anni e mezzo completa tutto il ciclo delle elementari, finisce la prima media e va in seconda media, pensate, e questo è il tempo di governo dell'amministrazione di Piazza, amministrazione e quindi allora, quando vedete le buche è colpa solo di Piazza, del centrodestra. Allora sorride Vincenzo Rescigno, allora cosa replica? Dico la verità, gli fa male la verità, no? Allora a Trieste ci sono circa 5.000 fra bottini e portaceneri, portacarti per strade piccoli. Adesso io e te faremo una cosa, adesso che usciamo da qua, chiamiamo, senza che fai mozioni o documenti, chiamiamo. Mi vogliono... Chiamiamo, non mi fa parlare, vedi? No, ma non nel senso che non vuoi che faccia mozioni, cioè io che faccio? Chiamiamo insieme i dirigenti della Cegas, a nome dei sottoscritti, a nome tuo, e segnaliamo quanti che ci vogliono. Ma io voglio i fatti, non voglio le segnalazioni, devono fare. Ci deve essere un inizio. Devono fare, poi, perché io a me le parole, io voglio vedere i fatti, io sono una persona San Tommaso, sono. Continua a insistere sulla città che è molto sporca, è sporca, tutta sì, rotta, è però rotta. c'è un paradosso, 6 anni e mezzo, c'è un grosso paradosso. Come mai è così sporca e così rotta? I turisti aumentano di mese, non in anni, c'entra i turisti, quelli vanno via. Ma come mai? Non sembra un paradosso? Ma quello va bene, ma i cittadini quelli che ci abitano la vedono. Quando una città è sporca e rotta, il cittadino, il turista non torna e va in altre città. Ma come? Ce li portano, mica sono sempre gli stessi. Molto spesso ritorno. Ma va bene, ma perché ci sono altre bellezze di Trieste, c'è tutta la storia, ci sono da Miramare.
Ma figuriamoci, perché Napoli esporta lo stesso e ci vanno le persone, il turista. No, certe zone sono più disagiate. Il turismo ovviamente. si muove in ma certe tutte le città, città. Vai a Milano, vai a Verona, ogni città ha le sue criticità. Ma li vogliamo togliere queste criticità? Ma tu le vedi gigantite, io le vedo, ma sì, no, ci sono, è innegabile. Ma la signora l'ha vista, ma anche quando io non senti anche come ha descritto bene la signora. Scusa, che incivili che siamo, ma qui in quella strada, in quel momento, ma mica in tutta la città, in certe zone, le città sono fatte a zone a superficie. Ma se si lamentano le periferie che sono tutte rotte, che là non ci vanno nessuno, in continuazione. È stato eletto anche dalle periferie, ha vinto anche le periferie. Perché gli fate il carnevale alle povere persone, anziché mandarle a istruirsi, a fare dei corsi di formazione, gli fate il carnevale. 3 carnevali, cioè abbiamo il carnevale di Muggia, il carnevale di febbraio e adesso anche il carnevale di Pasqua vanno fatto. Che cosa ha la cittadinanza? 250.000 euro per rincitrullire la popolazione. Ha portato ricchezza, ma lavoro, quale? Che già c'erano tutte le persone, ma chi? Armonia, gioiosità. La ricchezza l'ha portata a chi la organizza. Ci sono state le persone che hanno partecipato. Quante persone hanno partecipato? C'è stato chi ha partecipato? Già le persone stavano in piazza e stavano lì. Allora fai, Riscigno, diciamogli la verità alla cittadinanza, diciamo. Ok, allora meglio non fare, vai, non facciamo proprio niente, vediamo. Allora, non andrete insieme adesso a fare questa segnalazione? No, non lo farete? Adesso andiamo a telefonare io e Rosanna, chiameremo la CECA, si disegneranno i problemi dei cestini. Ma li devono fare. Sì. Va bene, allora poi documenteremo questa. Poi documenteremo con chi abbiamo parlato e cosa ci hanno risposto. Va bene, perfetto. Così si fa. E poi mettiamo la penale. Le carte scritte. La penale come adesso sta mettendo di piazza la penale finalmente per la galleria, di no? Che non si vede l'uscita, l'entrata, com'è? È anche sbagliata. Scusa, la galleria è chiaro che è un problema tecnico, se muore qualcuno sotto quella galleria perché non è idonea. Ma che colpa nostra, ma è una vita che la colpa di chi sarà del finire. sindaco nostra, la certezza matematica della sicurezza deve esserci, che possono passarti anche 1, 2, 3 anni, finché 3 anni non dovete aspettare. Quindi hai dimenticato ancora una volta i 2 anni di pandemia? Allora, dobbiamo essere 3 assolutamente 5. puntuali perché poi ci sono delle commissioni, alle 9, subito alle 9 il consigliere Rescigno deve andare in 6ª commissione. Grazie a entrambi, tornate presto a trovarci, Rosanna Pucci e Vincenzo Rescigno. Arrivederci. Grazie per l'invito. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo sarà con noi Maurizio Fogari e poi ci collegheremo anche con la centrale idrodinamica per l'inaugurazione del corso per gli infermieri. Fra pochissimo. Boh, cara Laura. Bentornati a Sveglia Trieste, buongiorno a Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista Muggia, buongiorno, buongiorno a lei Bucarella e a chi ci sta seguendo. Allora, non parleremo solo di Muggia in questo spazio, inizieremo proprio da Trieste, ma prima volevo ricordare anche ai nostri telespettatori che fra poco ci collegheremo anche con il nostro Gianluca Paladin per seguire l'inaugurazione di un corso per infermieri appunto alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio, quindi seguiremo anche questo fatto di cronaca. Ma partiamo Fogar dalla questione ferriera, perché torna ancora naturalmente d'attualità. Per quale motivo? Per quanto riguarda gli abitanti di Servola. Ma Servola, Valmaura, Monte San Pantalon, Chiarbola, certo. E col vento tira verso Muggia, Borino, tutta Muggia. E quindi si sente anche lì. Allora, la cosa è presto detta. Allo stato attuale la ICOP, che dovrebbe fare i lavori di sgombero dell'area ex Acaldo e poi iniziare i lavori di messa in sicurezza della linea di costa, che è un appalto Invitalia per 41 milioni, accordo di programma 2014 di governo con Renzi, riconfermato nel 2015, si è mossa finora come un elefante, il classico elefante in un negozio di cristallerie.
dagli abbattimenti che hanno invaso primo e secondo di polveri inquinate oltre che imbrattanti, altamente cancerogene in mezzo a Trieste. Io sto a San Vito e non vi dico cosa ci è arrivato. Quando invece le stesse operazioni si potevano fare, per esempio dei 3 Kaupers tirati giù sempre con il tritolo, si potevano fare come si faceva a suo tempo in Ferriera, con uno svuotamento manuale dall'interno, ma ovviamente costava di più, e tra spendere di più e impattare sulla comunità, lei capisce, questi imprenditori optano per l'impatto nei confronti della comunità. Per cui c'è da veramente essere preoccupati, anche perché non c'è assolutamente, non ci sono né prescrizioni rigorose in tal senso da parte della Regione e dell'ARPA, ma soprattutto non ci sono controlli puntuali. Poi c'è questa attesa che si prolunga perché pare che la situazione economica e finanziaria non gli sia favorevole, del raddoppio del laminatoio a caldo, sempre a cura del gruppo Danieli, che significherà l'apertura di impianti di zincatura, smerigliatura, granigliatura e soprattutto verniciatura, così come sono nel laminatoio gemello a San Giorgio di Nogaro, per i quali l'ARPA, il che è tutto dire la Regione, da alcuni anni non hanno ancora concesso le autorizzazioni definitive, perché le emissioni soprattutto di ossidi di azoto, ma in particolare di zolfo, a contatto con l'atmosfera, il zolfo con l'umidità dell'aria o peggio oggi con la pioggia si trasforma chimicamente in acido solforico, per cui come tutti possono capire un aerosol per chi lo respira. Ecco, se queste sono le prospettive, forse a qualcuno verrà da rimpiangere le emissioni inquinanti del vecchio stabilimento, e questo purtroppo è ignorato dagli enti locali oltre che dalla Regione, che anzi negano l'evidenza e si limitano a riportare, un po' come è accaduto per 20 anni con la Lucchini, quello che dice la proprietà. Quindi questo è l'allarme, insomma, che lancia, ma anche da preoccupazione concreta, perché guardi, noi abbiamo pubblicato sul sito Circolo Miani, sulle pagine Facebook, delle impressionanti foto scattate da, tra l'altro, l'ex capocronista del Piccolo, che vive a Muggia, dove si vede letteralmente un muro di polveri che sta venendo proprio verso il Mandracchio di Muggia. Poi ci sono i rumori che sono fragorosissimi, perché stanno smantellando, picchettando con dei caterpillar con la punta, posso usare tipo punteruolo, i blocchi di cemento, cioè gli zoccoli, le fondamenta su cui poggiavano altoforni e coccheria e gli altri impianti. Lo fanno anche e soprattutto di notte, e Arvedi sta caricando decine di migliaia di tonnellate di rottami ferrosi su camion e vagoni, provocando dei rumori paurosi anche durante tutte le ore notturne. Allora, intanto vediamo le prime immagini dell'inaugurazione, insomma, di queste lezioni di infermieristica alla centrale idrodinamica. Vediamo, ecco, possiamo andare. Augurarvi un buon lavoro, sia quello di potervi garantire che la Regione sta lavorando all'interno del proprio piano.
stiamo vedendo, appunto, sta parlando in realtà l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Abbiamo visto invece il rettore dell'università che era inquadrato. Insomma, fra poco ci collegheremo anche con il nostro Gianluca Paladin, che come vedete si trova appunto a questa inaugurazione delle lezioni alla centrale idrodinamica. Ci racconterà appunto che cosa sta succedendo. Allora, intanto non so se c'è in linea con noi Gianluca Paladin. Non lo sentiamo ancora, probabilmente appunto essendo già iniziata la conferenza. Abbiamo visto alcuni brani, insomma, il saluto iniziale, per così dire, dell'assessore regionale alla sanità. Allora, tornando invece agli argomenti della cronaca, in attesa sempre di collegarci con Gianluca Paladin, ieri era la festa del lavoro. Tra coloro che hanno manifestato nel corteo, nei vari cortei, c'erano anche i lavoratori museali, un problema che si trascina ormai da tempo. Fra l'altro anche alle recenti elezioni, no? Per Murgia avevate se non sbaglio, due lavoratori museali nella vostra lista, no? Sì, è un problema che conosciamo molto bene, grazie alla presenza di questi lavoratori, tra virgolette, perché francamente chiamare il lavoro uno stipendio che a fine mese arriva a 600-630 euro netti dovrebbe far vergognare tutta la politica, anche perché questi svolgono servizi che fino agli anni 90 erano competenza dei dipendenti interni dei comuni. Ma questo vale non solo per i museali, vale per centinaia di altri lavoratori, pensi solo alle pulizie degli uffici, al settore educativo e così via. È semplicemente scandaloso, lo diciamo da 3 anni, lo scriviamo in tutte le salse, che la politica, dopo anche le sentenze recenti della Corte Costituzionale, che la politica, ecco, vedete perché i cittadini non vanno a votare, perché capiscono benissimo, soprattutto a livello locale, il fallimento di una classe dirigente politica. Guardi, non faccio distinzione di colore, mi rendo conto che spesso vivo un senso di impotenza in consiglio comunale quando pongo e ripongo problemi che sono di puro buonsenso, non hanno colore di parte e vengono semplicemente respinti o si smentisce la realtà. Il caso dei museali, che è semplicemente la punta dell'iceberg, rende chiaro il perché non c'è più alcuna fiducia. Quando vedi poi gli stessi politici locali che si lamentano perché i triestini non fanno figli, della denatalità, e come vuoi mettere al mondo un figlio quando becchi, se va bene, 600 euro netti al mese? Allora, qui c'è una questione di lavoro povero dove i protagonisti qui non sono i privati, non sono quelli che sfruttano il lavoro nero stagionale nella ristorazione o in altri settori, a cui vorrei citare l'invito fatto da un noto vecchio maoista, incidentalmente presidente degli Stati Uniti d'America, Biden. Agli industriali americani che un anno fa si lamentavano che non trovavano personale, lui in conferenza stampa a Reti Unificate ha sfoderato un sorriso e ha detto: sapete qual è la soluzione? Pagateli di più e ne troverete quanti volete. Allora, ma che protagonista di questa vicenda sia un ente locale è doppiamente scandaloso. Anche perché, lo abbiamo scritto da 3 anni, è altamente eticamente difficile da accettare che a vincere le principali gare in questo settore sia un'azienda di proprietà di un politico regionale.
che sta nella maggioranza e fa l'assessore regionale e sostiene la maggioranza a Trieste. Ora, Berlusconi di conflitti di interessi ne ha accumulati una montagna, però la legge dei conflitti di interesse dovrebbe valere per tutti, non solo per l'ammalato Silvio Berlusconi. Ora, francamente, che la politica locale non abbia la dignità di metter mano, sapendo poi che grazie al governo Conte 2, il vituperato Conte, per la decretazione emergenziale anti-Covid, ha tolto sia i limiti di spesa per gli enti locali, sia il blocco delle assunzioni. Per cui gli enti locali, la soluzione è una sola: riassumere in proprio questi servizi e poi scopriranno che ne risparmieranno alla fine della fiera e soprattutto offriranno una qualità di servizio migliore. Io francamente mi vergogno e non capisco come i politici possano alzarsi la mattina senza arrossire. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia del consigliere di Muggia, Maurizio Fogar, c'è una mail che parla della Ferriera, allora apriamo anche la foto, ci scrive il signor Corrado, voleva segnalare appunto la presenza dello carico e scarico di materiali ferrosi sul piazzale della Ferriera, ci manda anche la fotografia, eccola qui, senza bagnarli, dice, così si innalzano le polveri. Sì. No? Quindi... il famoso muro di polveri che dicevo è dovuto dal fatto che le benne scaricano dalle stive delle navi, mollando dall'alto i rottami su terra, per cui dai la polvere rugginosa, e poi quando i caterpillar movimentano per caricare e scaricare su camion e vagoni, dai le nuove polveri. Allora, tutto questo avviene su un lato banchina dove i NOE di Udine, dei carabinieri, avevano sequestrato un parco rottami a suo tempo perché quella banchina sta cedendo. Quella non è una banchina originale, dove attraccano le navi c'era una volta un pontile a T, che poi negli anni le proprietà hanno interrato. Con cosa hanno interrato? Ovviamente abusivamente, perché nessuno si è accorto di niente, cioè ha fatto finta di guardare altrove, hanno interrato con gli scarti di lavorazione, loppa e quant'altro, per cui tutti i fondali su cui poggia questa banchina sono fatti di metri di fanghi tossici stratificati. E le ultime ispezioni organizzate dalla Procura della Repubblica quando era direttore, l'ultimo direttore della Lucchini, che aveva già i libri in tribunale a Brescia per il prefallimento, hanno dimostrato 2 ditte triestine di ispezioni subacquee, io ho visto i filmati. I pali di sostegno invece di essere dritti sono divaricati e il cordolo di cemento sopra è fortemente fessurato, e quando gli hanno presentato la perizia suggerendo un intervento che costava allora decine di milioni alla Lucchini, al consulente della procura il direttore della Lucchini di allora gli disse: ma professore, cosa la vuoi cagare? Dove tiriamo fuori sti soldi se siamo in procedura fallimentare e non riusciamo a pagare neanche i fornitori per la mensa aziendale? Ecco cosa succede in questo momento. Su quella linea di costa vengono depositati fino a 100.000 tonnellate di rottami ferrosi, che poi Arvedi carica e porta in acciaieria a Cremona. È una situazione veramente fuori da ogni limite e oserei dire purtroppo da ogni controllo.
da ogni controllo. Spostandoci da Trieste a Muggia, torniamo sempre su temi ambientali, poi magari parliamo anche del caso Mense, che anche quello insomma, ha tenuto banco in quest'ultimo periodo. Allora, la costruzione, il progetto per costruire un nuovo insediamento turistico nella zona che sta sopra il Molotì, diciamo così, no? Punta Ronco si chiama esattamente. Ci siamo stati l'altro giorno insieme appunto a vedere dove esattamente si prevede insomma questo progetto, per cui è iniziato, diciamo così, un percorso di approvazione per quanto riguarda varianti al piano regolatore, no? In Consiglio Comunale. Ma guardi, intanto mi si permetta di rispondere scherzosamente, amichevolmente al sindaco Polidori, che se non fosse che non fa ridere potrei citare Petrolini e Cecchelin, ma almeno loro facevano ridere. È francamente disarmante le sue dichiarazioni, che sono tutte fantasie quando non menzogne. Io le ho portato una parte del 1,5 chili di carte, che in parte ho portato su anche durante, e per cui l'ufficio servizio pianificazione territoriale del Comune di Muggia, questa è carta intestata del Comune di Muggia, non del paese dei Campanelli, dal metà marzo stanno praticamente lavorando solo per questo progetto. Allora, vorrei capire se è una cosa inesistente, come dice il sindaco, e se sono fantasie. Idem la conferenza dei servizi che ha chiuso la fase di raccolta osservazioni al 27 aprile, non vi leggo il testo, no? Termini perentori, e che adesso ha slittato di 30 giorni, si chiuderà ai primi di giugno. Stiamo parlando di una società che ha presentato un progetto, un megaprogetto regolarmente protocollato, ma sempre per il sindaco inesistente, e ha avuto per un mese l'ufficio comunale che ci ha lavorato a tempo pieno, evidentemente a insaputa del sindaco, ma a questo punto, apro e chiudo un flash. Se il progetto è inesistente, se sono fantasie, se chi ne parla dice bugie, si rivolga alla Corte dei Conti qualcuno e chieda il danno erariale, perché qualcuno ha fatto lavorare impiegati e funzionari del Comune di Muggia, materiale del Comune di Muggia su una fantasia, provocando un danno erariale. Invito il sindaco a segnalare alla Corte dei Conti. Il 26 in Consiglio Comunale è nata l'ira di Dio, perché quando io ho sollevato la domanda ai consiglieri di maggioranza, se ne sapevano qualcosa, sono caduti tutti dal pero. Cioè qui c'è un comune che ha quasi concluso l'iter della conferenza dei servizi, che è preliminare alla fattibilità e alla variante del piano regolatore, su un progetto che mette le mani su quello che è il più importante polmone verde di biodiversità che esiste nel Comune di Muggia, su cui ci sono vincoli paesaggistico-boschivi, archeologici, perché la parte bassa poi fino alla linea del mare è acclarato dalla sovrintendenza, sotto ci sono resti di ville romane e di porti romani, è sottoposto a un grossissimo rischio idrogeologico. Lei ha visto quando siamo passati sotto qual è la stratificazione del terreno, perché una parte, una delle ultime piogge ha fatto venire giù la parte superficiale del costone e si vede benissimo. C'è un progetto edificativo di un'ottantina di abitazioni, anche a più piani e non monofamiliari, di 2 alberghi, di cui uno viene acquistato, che è al confine della proprietà attualmente, e uno viene creato ex novo. È prevista una grande arteria stradale, grande,
come si vede dai progetti e dalle dimensioni rispetto alla stradina esistente a nord, di accesso dalla strada costiera alle due isole, e loro si trincerano dietro, sì, però l'area è edificabile con l'attuale piano per 34, arrotondiamo, 1000 metri cubi. 33 qualcosa, no? Sì, però nella parte alta. Il progetto cosa fa? Semplicemente trasferisce i 2/3 di questa edificabilità nella parte bassa, quella che ha la vista mare. Perché? Perché ovviamente è più appetibile. Tenendo presente inoltre che c'è un aspetto, parlare di villaggio turistico, il classico cavallo di Troia. Le girandole a Sgonico sono nate come villaggio turistico. A Muggia è nato il Porto San Rocco come villaggio turistico. In realtà, come mi hanno confermato gli uffici, uno che compra può benissimo mettere la sua prima residenza nel comune. Poi c'è l'aspetto, se tu mandi lì centinaia di famiglie per un totale calcolabile, assimilabile al comune, alla popolazione del comune di Monrupino, oltre agli alberghi, cioè il secondo albergo comporta un aumento di 5.000 metri cubi, oltre ai 2 alberghi tu ci piazzi anche, come è annunciato, i servizi, ristorazione, bar, magari un centro benessere e così via. Per cui, francamente, dire che questo è un progetto inesistente... Diciamo che non c'è nulla di approvato e definitivo, no? Allora, però questo progetto esiste, mi domando se il progetto è di tale impatto che costringe il comune a fare un'importante variazione del piano regolatore, quando te lo presentano tu dici... game over, mi dispiace, se volete quella è la fascia edificabile, non facciamo conferenze di servizi, non invitiamo autorità portuale, regione, Ministero della Cultura, ARPA, Asugi, in conferenze di servizi che sono perfettamente inutili, perché nell'attuale piano regolatore lì è la zona edificabile. Poi lo dico alle persone, avete mai fatto la strada unica che permette l'accesso oggi dall'alto? Fatela. Allora un noto architetto muggesano mi ha detto, per costruire quella mole di opere ci vorranno centinaia e centinaia di grandi camion betoniera che portano su la malta cemento giornalmente. La cosa divertente è che la stessa società, che è gestita dalla Rosso SRL, aveva acquistato parecchi mesi fa l'Hotel Lido. E la cosa stupefacente che mi dicono sempre gli uffici di piano, che non dovrebbero lavorarci perché siccome è inesistente la cosa, mi riferiscono che da mesi non batte chiodo e che forse stanno facendo valutazioni. Ma chiudo dicendo, è ben strano un imprenditore che prima spende una barca di milioni per comprare una struttura e poi si mette a fare valutazioni. Provate a pensare se noi ragionassimo così nel nostro modesto bilancio familiare. Cioè prima di acquistare, cioè noi acquistiamo una macchina sapendo che non avevamo i soldi per pagarla, che non sapevamo cosa femo di questa macchina. Allora, dobbiamo fermarci ancora per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del consigliere Fogara, fra pochissimo. Rieccoci a Sveglia Trieste, ancora in diretta insieme a Maurizio Fogar, si parla sia di Muggia che di Trieste in realtà. Allora, vediamo anche
giornale di oggi, no, in realtà il giornale di ieri, esatto, il giornale di ieri l'abbiamo detto più volte, che riporta anche il caso, l'abbiamo fatto anche noi con un servizio nel telegiornale di domenica, dei malesseri, no, che sono così stati accusati da alcuni bambini, da alcuni operatori, anche qualche genitore. Poi sembra che ci sia stato un virus, però insomma... Sì, ma io... Per esempio, poiché non rappresento nessuna parte per partito preso, come suol dirsi, non ritengo assolutamente ascrivibile alcuna responsabilità né al sindaco né alla sua amministrazione. Solo mi pongo una domanda. Siccome questi malesseri hanno colpito decine e decine di bambini e anche genitori che vivono e che frequentano anche a Muggia istituti diversi, è evidente che il virus è stato trasmesso, io non sono un medico né un chimico, per cui mi scuserà il pubblico se uso parole che possono sembrare improprie, è stato trasmesso, veicolato attraverso il cibo. E poi i bambini a sua volta hanno contagiato, perché i virus si trasmettono per contagio, i genitori che certamente non hanno mangiato quei pasti. Per cui vero è che dalle indagini è emerso che le cucine, il servizio della ditta che svolge appunto la fornitura dei pasti non risulta in nessun modo imputabile. Sarà anche vero, e non lo metto in dubbio, che dagli esami fatti da Asuggi è stato un virus, ma sto virus com'è arrivato nei piatti dei bambini è evidente, e di più scuole, è evidente che probabilmente il veicolo è stato il cibo che i bambini hanno, oppure non voglio neanche lontanamente pensarlo, un'assenza di pulizia e di disinfestazione degli ambienti dove i pasti vengono consumati, ma io tenderei ad escludere, a naso voglio sperare, perché do il beneficio a tutti. Ritengo però che dire che sia un virus è come che fosse una cosa meno importante. Il problema sarebbe stato invece meno importante se fosse stato un vulnus della ditta e dei processi di creazione e fornitura del pasto. Essendoci un virus, questo virus è stato portato da qualcosa che è finito sul tavolo di più scuole del comune di Muggia. E poi i bambini l'hanno trasmesso ai genitori, per cui io gradirei che si aspettassero le indagini su quello che è la provenienza del virus per poter avere un quadro definitivo su cui mettere le mani. Questo è un aspetto, però qui torno al discorso di prima. Semplificare, perché sembra quasi che la verità vada comunque edulcorata, dire, trincerarsi dietro affermazioni di fantasie e inesistenze. Sa cosa mi ha risposto Polidori in aula sulla questione del progetto appunto Punta di cui Rosso? stavamo parlando prima, sì. Ma ha risposto dicendo che è la stessa cosa che avete sollevato sul laminatoio alle Noguere, un progetto inesistente o una fantasia. Allora io mi sono alzato, nel mio intervento gli ho detto: le chiedo sommessamente di informare il ministro Giorgetti che in agosto del 2021 andò a Butrio, sede Danieli, e poi a Trieste ad affermare urbi ed orbi che il nuovo laminatoio sarà il fiore all'occhiello della siderurgia triestina, parole virgolettate testuali. Se poi informa anche il Presidente della Regione che su questo ha fatto 2 delibere, un protocollo d'intesa, sarebbe ancora meglio.
Allora, intanto vediamo il nostro Gianluca Paladin che è in collegamento con noi dalla centrale idrodinamica. Buongiorno a te Gianluca, allora buongiorno e a te la linea. Sì, Laura, buongiorno, grazie della linea, siamo in centrale idrodinamica. Come potete vedere in questo momento siamo all'interno di uno dei 2 laboratori che sono stati allestiti per gli studenti del corso di infermieristica, perché da oggi, e lo vedremo bene nei nostri servizi poi a pranzo e a cena quest'oggi nei telegiornali di Tele4, è stata sostanzialmente inaugurata la centrale idrodinamica come facoltà di infermieristica, ospiterà dei corsi di infermieristica. Qui siamo all'interno di laboratori. Prima abbiamo già intervistato il magnifico rettore Roberto Di Lenardo dell'Università di Trieste, abbiamo intervistato anche l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, parlando proprio di una giornata come questa, dove gli studenti in Portovecchio, la centrale idrodinamica, potranno seguire le loro lezioni e frequentare questi laboratori appunto da qui in avanti, finché le aree predisposte, che dovrebbero essere appunto predisposte a Cattinara, non saranno pronte. Però insomma, prima parlando anche un po' col direttore di Asugi abbiamo detto non prima del 2026 sostanzialmente, quindi questo sarà un luogo importante sicuramente per gli studenti di infermieristica che dovranno stare qui. Come puoi vedere, Laura, sono in mezzo a manichini, braccia con attaccato finte, sottolineiamo, sì. Insomma il sangue per no, esatto, cioè, non sono braccia vere, attenzione, ecco. Ovviamente sono appunto quegli strumenti che vengono messi a disposizione degli studenti proprio per svolgere le loro attività in questa giornata. Abbiamo chiarito perché sono molto realistiche, Gianluca, no? Sono molto realistiche, esatto. Sono molto realistiche, infatti se li tocchi sì, sembra di toccare un braccio vero, fa un po' senso. Un po' impressione. Che senso fa? Ma abbiamo parlato anche di altre cose con l'assessore Riccardo Riccardi, siamo tornati sul tema della siccità, per esempio, visto anche quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, soprattutto con gli incendi sul Carso, e poi abbiamo parlato anche del futuro della sanità, visto che si sta apprestando quindi a continuare il suo nuovo mandato, appunto di nuovo come assessore alla salute della regione, e poi ovviamente altri temi sviscerati anche con lo stesso rettore Di Lenarda su temi universitari. Noi tutto questo ovviamente ve lo racconteremo molto bene nei nostri telegiornali di meridiani e di sera alle 19:30. Vi anticipo, adesso non so se riuscirò a farlo in diretta, ma mi dirigerò da Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi, per fare il punto sul turismo sostanzialmente. Incredibili presenze in città, boom di turismo, ci sono tantissime persone da diverse parti d'Europa e dell'Italia ovviamente che scelgono Trieste come loro meta, ma serve anche attrezzarsi proprio per dettare il miglior servizio possibile a queste persone che arrivano qua. È un tema che già con l'ANCI proprio Tele4 aveva anticipato un paio di mesi fa, ci ritorneremo più tardi. Ovviamente per i telespettatori avviso, seguite i telegiornali di Tele4 delle 13:20 e delle 19:30. Laura, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin. Allora sentiremo anche il resoconto di quello che è stato il fine settimana con il prolungamento, no, della festa dei lavoratori, che è servito a qualcuno per fare un po' di vacanza nella nostra città, evidentemente, anche a Muggia probabilmente, insomma sono tanti turisti che arrivano. Come vede questa, non dico invasione, insomma, però insomma forte presenza di turisti in queste zone? Allora, vede, io voglio vedere, mi sforzo di vedere qualcos'altro. Il fatto che a Muggia c'è un tasso preoccupante di presenze di residenti che vivono sotto la soglia di povertà relativa e in povertà assoluta, e che i turisti vanno e vengono, e ne siamo ben lieti a Trieste come a Muggia. E i nostri concittadini ci vivono tutto l'anno. Allora io ho dato un'impronta ben netta a un mio operato in consiglio comunale, come voi avete anche fatto notare in questi quasi 2 anni,
dedicando una particolare attenzione a misure concrete. Tra l'altro parlando anche con il parroco Don Andrea De Stradi, che mi confortava nella difficoltà di riuscire a mettere insieme il centinaio di borse pasto da dare ai muggesani che si rivolgono alla parrocchia, con i servizi sociali che seguono 1 migliaio di casi all'anno. Vi ricordo che Muggia ha 13.400 residenti, vi ricordo che i casi ufficiali sono di solito la metà dei casi reali, perché un numero pari, se non superiore, non ha la forza di mettere in piazza le proprie difficoltà ed è umanissimamente comprensibile, per cui spetta al comune andarli a cercare e ad aiutarli. Allora devo dire, adesso domani sarò alla direzione INPS per avere i dati finali di quelli che da 2 anni sto chiedendo e che i servizi sociali con 18 mesi del comune mi hanno fornito, parzialissimi, e mancano i 2/3 dei dati sul tipo di interventi, assegni di invalidità civile, pensioni sociali, cioè stiamo parlando di 487 euro mensili, pensioni minime, stiamo parlando di 500 erotti mensili, percettori del reddito e pensione di cittadinanza, per avere un quadro statistico senza il quale è difficile impostare. D'altronde, se nell'ultimo bilancio, che io non ho votato perché mi sono rifiutato di partecipare alla votazione, il comune toglie ai servizi sociali 1 milione di euro, che a Muggia è una cifra altissima, e nel contempo aumenta in proporzioni superiori di gran lunga al tasso inflattivo tutte le tasse e le tariffe dei servizi educativi, dei trasporti scolastici e dei centri estivi e ricrea mattina, e poi dice, quando io dico scusate, i fruitori potenziali sono 900 bambini, perché presenta domanda solo meno di 1/3? Perché è intuibile che gli altri 2/3 non abbiano le probabilità, le possibilità di Briatore, la villa in Costa Smeralda, lo yacht, la casa a Cortina, né personale a suo servizio. Perché spendere 260 euro a mese per 3, moltiplichi lei la cifra, per i servizi per esempio estivi, per uno che percepisce, sulla base dell'ISEE che abbiamo rilevato, una media di 500-600 euro netti quando va bene al mese, non è possibile. Allora io mi sto battendo da 2 anni per l'abbattimento, l'esenzione dal pagamento, come fa Trieste. Guardi, io ho parlato con l'Angela Brandi, che non è la vedova di Mao Zedong, che è stata per 5 anni assessora ai servizi educativi del comune. L'Angela, una vecchia amica dai tempi del liceo, mi ha fornito tutto il sistema operativo. Al comune di Trieste questa esenzione è in vigore da sempre. Allora cerco di capire, tu sei stato vice sindaco 5 anni a Trieste, in giunta con l'Angela Brandi che era assessore, e quando io ti presento il piano del comune di Trieste da copiare, avendo il comune di Muggia un avanzo di quasi 5 milioni a bilancio, tu mi rispondi no, e mi aumenti le tariffe e mi riduci di 1 milione l'importo per il servizio sociale. Allora lei capisce che più del turismo, che a Muggia come a Trieste lo sappiamo è mordi e fuggi, perché oggettivamente in 2 o 3 giorni sia a Trieste che a Muggia uno ha visto tutto quello che c'era da godere e da apprezzare, non si tenga invece, non si privilegi la popolazione residente, e in particolare le fette di popolazione, e sono numerosissime, meno garantite. Io ho chiesto anche nell'ultimo Consiglio l'esenzione della Tari, tassa sulle immondizie,
per i mugesani con un ISEE inferiore e un ISEE lordo, 10.000 lordi all'anno, per cui fate voi cosa pigliano di netto nelle 12 mensilità, mi è stata come sempre bocciata la richiesta. Allora, sentiamo che cosa ci chiede il nostro telespettatore o telespettatrice. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Corona. Buongiorno Corona. E buongiorno al consigliere. Senta, siccome ho seguito un attimo da sanitaria, ho seguito un attimo quello che è successo a Muggia. Sì. Allora, io invece di fare tanti esami su questo, quello e quell'altro e ricerche, perché proprio il sindaco mi ha detto, l'ASI mi ha dato delle risposte non soddisfacenti, me l'ha detto così en passant. Io andrei a fare la ricerca alla base, cioè sull'alimento vero e proprio, non nella ditta, non certo. nelle scuole, neanche nell'igiene, perché se è successo un po' in tutte le scuole e questo risulta negativo, bisogna valutare le basi dell'alimento uno per uno, come si fa quando si deve fare lo screening per farle capire di un'allergia. Bisogna valutare punto per punto. Lei ha perfettamente ogni alimento ragione. deve essere valutato, ma non nella elaborazione, ma bensì all'origine, cioè il pollo, non so, o peraltro un altro alimento che può essere, non so, i latticini che possono essere i più incriminati assieme alla carne, ecco, questo può essere, altrimenti non ne venite fuori, certo, perché le scuole, se ci sono tante, e questo mi dà il risultato, non dipende dalle scuole, e dai piatti non dipende, dall'igiene non dipende, cioè l'origine dell'alimento, da dove proviene. Questa credo sia l'unica soluzione, perché se no vi girate intorno, cioè, e non avete un risultato, perché questo è che si fa quando si fanno i vari screening, e solo sapere che cosa esattamente è si successo. possa riuscire a trovare proprio il vero indico. Perché altrimenti se fosse una scuola è in quella scuola, certo. se fosse l'igiene è per quel tipo di... No, infatti. No, e qui vedo che perdono tempo, i bambini perdono scuola. Insomma, comunque diciamo subito che insieme. oggi ricomincia a regolare il servizio mensa, quindi oggi è tutto a posto. Sì. Però grazie del suggerimento. Grazie infinite. Grazie Corona. Un saluto, arrivederla. Grazie, buona giornata. Mi fa piacere perché la signora, che evidentemente ha qualche competenza professionale maggiore della mia nel campo, e ne sono felice, di fatto va a confermare il dubbio che io ho posto prima, e cioè della presenza del virus. Va accertato da dove arriva, proprio perché il virus si è diffuso in contemporanea in più ambienti, in più istituti in contemporanea. Ma mi permetta, guardando la pagina del giornale ieri, ho visto i paladini nella Valle delle Noghere, la colonia. C'è anche questo, allora, è vero. A parte che mi permetto un sommesso suggerimento: se cominciamo a tirare via sti nomi, sentinelle, sentinelli, paladini, è per bacco, no? Lasciamo le terminologie militaresche, abbiamo una guerra disastrosa che stiamo vivendo a poche centinaia di chilometri. Ma la Valle delle Noghere, ecco, annuncio già d'ora che la prossima settimana riuniremo i comitati di volontari che avevano partecipato e dato vita alle più affollate manifestazioni degli ultimi decenni a Muggia, quella contro il laminatoio, in Valle delle Noghere. Li riuniremo proprio perché a breve organizzeremo di nuovo un ciclo di assemblee, a partire dalla prima in piazza d'Aquilinia, dove c'era la ex farmacia. Perché ho delle brutte notizie. Le brutte notizie sono che il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino si è rimangiato completamente il suo impegno pubblicamente assunto e personalmente con me più volte anche scritto di venire sul territorio ad incontrare i cittadini e di informarli e di chieder loro cosa vogliono che venga messo alle Noghere.
E per cui riprenderemo, ma non come lista, perché questa non è una cosa di parte. Chi abita tra Aquilinea, Noghere, Santa Barbara, più della metà non ha votato e la metà che ha votato si è divisa in 20 rivoli. Questa è una questione che riguarda tutti i residenti, per cui la faremo con la vecchia formula del circolo Miani e del comitato locale. Faremo le assemblee informative perché lì stiamo arrivando al nocciolo, cioè tutti questi interventi, acquisizioni, bonifiche, messa in sicurezza della linea di costa, area ex raffineria, bonifica dei terreni, il via alla valutazione di cosa mettere poi nella parte, soprattutto certo. Tutte le infrastrutture logistiche, stradali, ma soprattutto ferroviarie per la Valle delle Noghere, devono iniziare e concludersi entro il 1° giugno 2026, che per capirci è domani, pena la perdita dei cospicui fondi. Allora, lo slogan su cui noi inviteremo casa per casa con un volantino i cittadini all'assemblea, la prima sarà ad Aquilinea in piazza, sarà ex raffineria Aquila, Valle delle Noghere, presente e futuro prossimo. Che sorte? Anche perché la Valle delle Noghere ha un secondo problema, che in quella discarica generalizzata che è stata permessa e impunita per decenni di tutte le schifezze, hanno scaricato moltissimo amianto, come risulta anche dalla conferenza dei servizi regionale dell'ARPA del 2015. Questo amianto è friabile. Averlo coperto con un velo di terra, e tra l'altro non solo nel punto dove intervengono semestralmente a spargere un fissante di color rosso che poi con la prima pioggia si diluisce e sparisce, ma abbiamo contezza, ce l'hanno detto ex lavoratori della raffineria Aquila, che amianto è stato nascosto subito sotto la superficie del terreno in più punti di tutta l'area. Quello è un pericolo, è un'emergenza sanitaria che poi emerge, lei sa, l'asbestosi, purtroppo il mesotelioma è il tumore che insieme a quello al pancreas non dà sopravvivenza. Grazie al nostro confaloniere primario pneumologo che ha inventato e sperimentato una nuova terapia chirurgica, certo. È riuscito a prolungare a un massimo di 5 anni la sopravvivenza, ma dopo quello non c'è certezza. Allora, siccome ha incubazioni di 20-30 anni, non è che la cosa si vede oggi, no? Allora, io ho fatto una personale campagna anche in procura, informando la procura, perché la legge è chiarissima, ma va fatta applicare. Quando ci sono discariche abusive d'amianto, queste vanno rimosse seduta stante subito, con tutti i provvedimenti per chi ci interviene e ci lavora, e vanno portati nelle apposite discariche, per cui anche di questo parleremo. E siccome la Valle delle Noghere sembra essere perseguitata dal malocchio umano, dietro il crinale sta per prendere corpo la grande centrale a gas metano. Io vorrei che Lilli della SIOT la finisca di parlare di gas naturale, no? Perché anche a Vedi parla di gas naturale per il laminatorio. Come? Perché, sa perché dicono gas naturale? Che non sono gli effiati intestinali di Bud Spencer dopo aver mangiato un piatto di fagioli alla messicana. Il gas naturale è il nome su cui celano il gas metano, perché si vergognano, perché sanno che inquina, sanno che produce migliaia di tonnellate di anidride carbonica. Allora il problema è che la Valle delle Noghere e Aquilinea avrà da un lato questo enorme problema
delle bonifiche che non è solamente un cantiere che interverrà per 2 anni, ma soprattutto quello che ci vogliono mettere dopo. E dall'altro lato, alla schiena, ha questa nascitura centrale. Bisogna sperare nel ricorso al TAR presentato, questo ve lo dico per chiarezza, non dal Comune di San Dorligo o dagli ambientalisti domacci, presentato da un galantuomo, Massimo Mentil, che è sindaco di Paluzza, che è stato l'unico comune dei 4 designati come sede delle centrali in regione, 3 sono in Friuli Carnia, a fare ricorso al TAR. Per cui ancora una volta dovremmo ringraziare i carnici se questa operazione non andrà a buon fine. Però su questo anche a San Dorligo dovremmo mettere mano, perché l'attuale amministrazione è la più amica, tra virgolette, della SIOT che a memoria e tornerete ricordi. alla carica anche su questo tema. Insomma, grazie a Maurizio Fogar, consigliere comunale della lista civica Muggia, grazie per essere stato con noi. Torni presto a trovarci per raccontarci. Dipende solo da voi. Va bene, grazie molte, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Sveglia Trieste torna puntuale domani mattina alle 7. Grazie e buona giornata.